Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 31 maggio. Oggi è mercoledì, avremo ospiti non soltanto i rappresentanti della classe politica, ovvero Diego Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico, quest'oggi con noi dalle 8 alle 9, e subito dopo di lui il neo assessore al regionale, allo sport e alla cultura, nonché vice governatore Mario Anzil di Fratelli d'Italia, che sarà in studio con noi, in nostra compagnia, dalle 9 alle 10. Oggi avremo anche tre persone che saranno con noi. Come mercoledì scorso abbiamo avuto come dire, il pubblico qui in studio a Tele4, proprio in virtù della loro presenza faremo in modo che siano loro a dialogare con la classe politica, in modo per avvicinare il cittadino proprio alle istituzioni, e avremo tre persone con noi a partire, come detto, dalle 8 e fino alla fine della trasmissione, fino alle ore 10. Andiamo a leggere il meteo. Un vasto anticiclone centrato sulla Gran Bretagna fa fluire sul nord Italia deboli correnti orientali con aria fresca e umida in quota. Il deciso riscaldamento pomeridiano rende quest'area instabile, specie sulla zona montana. Per oggi, mercoledì 31, nuvolosità variabile con la possibilità di qualche rovescio temporale nel pomeriggio, più probabili sui monti, su pianura e costa soffiera bora moderata, poi più sostenuta sulla zona di Trieste, con temperature oggi fra i 17 e i 20 gradi, le massime fra i 22 e i 25 gradi centigradi. Per domani, giovedì 1 giugno, su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sui monti cielo variabile, nel pomeriggio sulla zona montana probabili rovesci temporali, possibili anche in qualche zona di pianura. Venti a regime di brezza, minime per domani fra i 17 e i 20 gradi, le massime fra i 23 e i 26 gradi centigradi. Cominciamo a sfogliare i giornali, andiamo a vedere le notizie della prima pagina del Piccolo, seguirà poi la prima pagina del Corriere della Sera. Tanto quotidiano locale, l'Ater ristruttura i primi 900 alloggi con i fondi PNRR, da Roma 62 degli oltre 85 milioni totali, entro giugno la consegna alle imprese e l'avvio dei cantieri. Questa la notizia in primo piano come nel Piccolo. Accanto però la NATO aumenta le forze in Kosovo, lo vediamo qui con i militari schierati, con la tensione sui Balcani e l'aumento delle forze in campo. Altre notizie: Ocean vara il Glera per la SIOT, un rimorchiatore made in Friuli Venezia Giulia, fatto costruire dalla Ocean a Trieste nel cantiere della Cartubi per il servizio anti-inquinamento della SIOT, battezzato con il nome di Glera, il vitigno che dalle terrazze del Carso e da Prosecco guarda il mare. Lo stesso Glera utilizzato anche per il varo, e qui è la foto che mostra proprio il mezzo. Poi la cronaca: aggressioni sui bus, pene severe, controlli ed ASPO, nelle notizie della cronaca locale alle pagine 21-22. Per i sindacati a rischio 100 contratti interinali nell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, l'allarme delle sigle sindacali per il personale Asugi. E poi il sindaco di Duino Risina, Gabrovez, spiagge aperte entro il 9 giugno, rebus di Portopiccolo con l'avvio della stagione in quell'area della baia di Sistiana. L'intervista Romano Prodi dalla RAI al caso commissario. Giorgia Meloni vuole prendersi tutto, dice l'ex premier Prodi. E poi l'economia, fisco e pensioni, il governo apre, pronti ad allargare a quota 103. A piedi di pagina, addio a Portoghesi, suo il magazzino 26, viene ricordato a pagina 31, Stuparic, i ragazzi rivedono il futuro, nello spazio dedicato invece alla pagina 25 del Piccolo. Come detto, adesso andremo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera per andare a scoprire quelle che sono le notizie a livello nazionale che riporta la testata proprio Corriere della Sera. Droni su Mosca, l'ira di Putin, lo vediamo, prima incursione in un'area residenziale russa, l'Ucraina dice noi non c'entriamo, la guerra, colpiti 3 edifici nel quartiere dell'Elite, l'azione dopo un bombardamento su Kiev. Questo è il titolo della cronaca di guerra che continua a creare tensioni in tutta l'area est dell'Europa. Romagna ferita ma siamo tutti con voi, la visita di Mattarella tra gli alluvionati, niente pause negli aiuti, si continua a ripulire e si continua a rimborcarsi le maniche per cercare di riparare quanto
il maltempo ha danneggiato e ha causato. Identità e riforme da fare, dice Angelo Panebianco oggi nell'articolo di fondo del Corriere, il governo alla prova, secondo lo stesso editorialista. Poi multa da 718.000 euro, la Juve patteggia, Agnelli a processo, ancora continua il tormentone a livello extracampo della Juventus dopo la penalità in campionato. Adesso emergono anche ulteriori aspetti legati agli stipendi, con le penali che la squadra bianconera pagherà per risarcire quanto è andato storto nella gestione amministrativa del club. Addio a Portoghesi, il postmoderno, aveva 92 anni, con il Corriere della Sera uno spazio dedicato allo stesso Portoghesi. Poi la NATO, altri 700 soldati, il titolo che abbiamo visto dal Piccolo ribalza anche nelle notizie della stampa nazionale. Zvekan diventa una polveriera, i serbi in piazza, il Kosovo è nostro, con, come detto, le tensioni che purtroppo non si placcano in quell'area dei Balcani. Con l'intelligenza artificiale a rischio estinzione, scrive Massimo Gaggi, che più che altro solleva un quesito pro futuro all'allarme dei big tech. Il declino del paese non visto, invece, scrive Antonio Polito, nelle aree interne del paese. È stato arrestato il sedicenne che ha coltellato la prof, l'accusa tentato omicidio aggravato. Arrestato il sedicenne che ha coltellato la professoressa in classe nel Milanese, notizia dei giorni scorsi, con l'arresto adesso al minorenne autore di questo gravissimo episodio di cronaca. Mistero a Milano, incinta di 7 mesi scompare dopo la lite con il fidanzato. Giulia, 29enne, in grembo un figlio di 7 mesi, è sparita nel nulla dopo la lite con il fidanzato. La paura dei familiari proprio a seguito di questa tensione, questa lite con il compagno, e quindi il fatto che la donna non si trovi più. Partito Democratico, tensione su Schlein, basta fare da sola dopo il voto, le voci nel partito, subito un vertice dopo le elezioni amministrative, l'alibi Belushi e la prova Molise, lo scenario e le critiche, sempre in tema politico. Poi Ferragni e la bambina, è ciò che scrive oggi Massimo Gramellini nel spazio Il Caffè, che chiude la prima pagina del Corriere della Sera con i titoli di commento del giorno. Torniamo al Piccolo, però andiamo in questo caso alle pagine interne. Le sfide dell'economia, Meloni apre su fisco, prezzi e pensioni, i sindacati si dividono, la Premier riceve le organizzazioni, previdenza, rischio bomba sociale. Scrive oggi la pagina nazionale del Piccolo. Leggiamo le prime righe. Giorgia Meloni apre ai sindacati, riceve i leader di CGIL, CISL, UIL, UGL e Confsal, e con al fianco ben 12 ministri annuncia l'apertura di tavoli a tutto campo su salari e potere d'acquisto, pensioni, precarietà e contratti, sulla sanità, le infrastrutture ed il mezzogiorno. I 3 sindacati confederali incassano la convocazione arrivata dopo 2 mesi di mobilitazione, ma non vanno oltre. Anzi, sia il segretario generale della CGIL Maurizio Landini che quello della UIL Pierpaolo Bombardieri terminano nel confronto insoddisfatti. Nel virgolettato leggiamo: nel merito il nostro giudizio non è positivo, risultati non ci sono stati, non hanno dato le risposte alle nostre rivendicazioni, sostengono entrambi, sia il leader della CGIL che quello della UIL. Fava e Cervone verso la guida di INPS e INAIL nei commissari con le nomine decise dal Palazzo. Poi non ci sono state risposte alle nostre richieste, dunque prosegue la mobilitazione e l'inizio di un percorso, noi rimarremo inchiodati al tavolo della trattativa. Queste le voci dei sindacati al termine dell'incontro con i vertici di governo. L'intervista: Claudio Durigon, CGIL e UIL non vogliono il dialogo, pronti ad allargare quota 103. Il sottosegretario al lavoro dice: la CISL è critica ma costruttiva, gli altri no. Riformeremo le pensioni gradualmente, non c'è la bacchetta magica. Sulla flat tax sbaglia chi dice che non si può fare, c'è già e va solo estesa, sempre Durigon, anche sulla flat tax. Nella pagina successiva, frenata sulla Corte dei Conti, il governo verso la retromarcia sulla riduzione dei poteri ai magistrati contabili, Fitto vuole tirare dritto, ma i dubbi del Colle inducono l'esecutivo alla cautela. In questo schema il PNRR, i conti della Corte, le missioni sono 6, lo ricordiamo: la digitalizzazione, la transizione energetica, le infrastrutture, l'istruzione, l'inclusione e la coesione e la salute.
I miliardi di euro investiti, 7,8 su 40,3 per la digitalizzazione, con un tasso di attuazione del 19,2%. Per la transizione energetica ci sono 59,4 miliardi, di cui investiti 11,1, il 18,7%. Sulle infrastrutture i miliardi a disposizione sono 25,4, per ora 4,3, 16,7%. Sull'istruzione 1,4 miliardi investiti sui 30,8, il 4,7%, l'inclusione e la coesione 1 miliardo sui 19,8, praticamente 20, 5%, poi con il tasso di attuazione 5,0, la salute 0,11 sui 15,62 e quindi il divario è dello 0,7 sull'utilizzo e l'attuazione di questi fondi PNRR. Manca solo la ratifica italiana e il MES in Parlamento il 30 giugno, accolta la richiesta del Partito Democratico e di Italia Viva, lo si legge in questa finestra, di commento, di dialogo sulle notizie economiche. L'intervista a Romano Prodi, il governo Meloni punta a prendersi tutto, questo è autoritarismo. L'ex premier dice l'informazione si sta trasformando in un monopolio della destra, la vittoria alle comunali, la maggioranza sa governare meglio di altri, le paure, secondo Prodi. Qui l'intervista all'interno del giornale, un paio di spunti. Eli Schlein: è stato un autogol aver giustificato chi ha contestato Roccella, protesta inammissibile. Su Bonaccini, in una tragedia come questa, chi può far meglio del governatore? Il commissario dell'Emilia Romagna, questo dice Prodi. Poi sull'esecutivo, gli esteri, il più americano è all'economia, il più bruxellese, ma sul resto litigano, secondo Prodi. Conte: con i campi larghi non si vince, barricate dei 5 Stelle in giunta per le elezioni, protesta contro l'emendamento di Forza Italia che toglie un seggio al Movimento 5 Stelle. Il leader Conte parla della bolla dei mutui e del caro affitti per gli studenti. Le prime righe dell'articolo recitano così: Giuseppe Conte non ci sta a passare per il sabotatore di turno, quello che ha agevolato la vittoria del centrodestra alle amministrative, come accusano senza mezzi termini dal Partito Democratico, centellinando le alleanze nelle città ed evitando accuratamente di farsi vedere con Eli Schlein in giro per comizi. Non è salendo insieme su un palco per un'ora che si vincono le elezioni, risponde a una domanda lo stesso Conte. Sono convinto che Meloni non si batta con i campi larghi, ma con un'idea diversa del paese, secondo Conte. I fantasmi di Elly: dopo il flop elettorale la segretaria Dem annulla la missione a Bruxelles, tensione nel partito, resa dei conti la prossima settimana nella direzione del PD convocata dopo le elezioni amministrative. L'aria non è ancora da resa dei conti, ma è meglio restare a presidiare Nazareno. Di prima mattina Eli Schlein decide di annullare la sua missione a Bruxelles, avvisa gli eurodeputati del PD che si collegherà con loro da remoto, rinvia l'appuntamento con i colleghi del gruppo socialista e con la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Dopo la pesante sconfitta alle amministrative e la turbolenta riunione della segreteria di lunedì sera, non può dare l'impressione di scappare, di voler evitare il confronto con chi dentro al partito critica e chiede chiarimenti. Quelli che la accusano di sparire troppo spesso dal dibattito politico o sostengono che si sia isolata troppo circondandosi di fedelissimi. C'è chi ironicamente parla di tortellino magico, che però sono ancora corpi estranei nel PD, oltre che distratti da altri incarichi. Sul banco degli imputati ci sono ad esempio Igor Taruffi e Davide Baruffi, uno schleniano, l'altro bonacciniano, rispettivamente responsabile organizzativo agli enti locali del partito, entrambi anche assessori di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, quindi fase turbolenta quella del PD in questo momento, con in testa la figura di Eli Schlein. Mattarella e Romagna: non sprechiamo tempo, Mantovano convoca i sindaci, il capo dello Stato accolto da applausi nella terra ferita dall'alluvione, l'Italia vi è vicina, ha detto Mattarella. Da Palazzo Chigi il sottosegretario invita i primi cittadini a un tavolo sulla ricostruzione, riunione con i sindaci dei territori colpiti dal maltempo. L'attacco di Musumeci e lo stupore del Colle: la presenza del governo è sempre gradita, la replica del Quirinale alla polemica del ministro della Protezione Civile: non facciamo inviti, è stato ribadito come replica a
a quanto accusato. Andiamo in Friuli Venezia Giulia con l'edilizia pubblica regionale Atter, 3.500 alloggi da ristrutturare con i fondi PNRR, i primi 27 cantieri pronti al via, da Roma 62 degli oltre 85 milioni totali, entro giugno la consegna alle imprese per sistemare 900 appartamenti. Qui un'immagine del comprensorio Atter triestino, in foto l'assessore regionale alle infrastrutture del territorio Cristina Amirante. Su richiesta del Ministero sono stati inviati altri 2 elenchi di interventi possibili l'accesso a ulteriori risorse. In definizione il nuovo piano di programmazione quinquennale che guarda le esigenze delle varie zone. C'è il PINQUA, ma sul fronte PNRR c'è soprattutto il PNC, un piano nazionale che per il Friuli Venezia Giulia, in aggiunta ai fondi Atter e della Regione, vale oltre 85 milioni di euro, scrive Marco Ballico oggi per Il Piccolo. Risorse per le quali l'amministrazione regionale ha proceduto all'attività di competenza che interessa 27 cantieri in consegna entro giugno per oltre 900 alloggi tra manutenzioni, efficientamenti energetici, demolizione e ricostruzione e ristrutturazioni. Una parte tra l'altro dei 3.567 non locabili, perché appunto da ristrutturare come da fotografia al 31 dicembre del 2022 e la fotografia poi si evince dallo schema che fa vedere a Trieste le proprietà, a Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone le proprietà Atter in regione, quante sono in gestione, quanti già sono locati e quanti invece saranno locabili, quelli non, che non hanno la possibilità di essere invece locabili, quelli da demolire e vendere, e poi le domande non soddisfatte è oggetto di contratto. A Trieste sappiamo la quota è piuttosto corposa riguardo agli appartamenti alle persone che sono in attesa di un appartamento e quindi in lista per alloggio Atter. A Trieste ricostruzioni e efficienza energetica, l'ex collegio a Gorizia, nel capoluogo regionale in fase di avvio, una serie di operazioni di recupero da effettuare a San Giovanni. Riccardo Novacco, il presidente Atter, dice questo 2023 è un anno di grande impegno che ci mette in rampa di lancio per un 2024 nel quale lavoreremo su una ulteriore 60 di alloggi. Riccardo Novacco, presidente Atter di Trieste, rende noti i principali interventi a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra gli altri ci sono quelli del rione di San Giovanni, in via Gradisca e in via Gemona in città e poi ancora nei comuni di San Dorligo della Valle Dolina e Asgonico, ma anticipa sin d'ora che quello che è l'obiettivo al quale lavorare il prossimo anno. Qui lo vediamo dal titolo, per efficientamento energetico e ristrutturazione degli alloggi non utilizzati. Nel territorio sontino i lavori verranno eseguiti grazie ai denari provenienti dai capitoli diversi, fondi ulteriori e aggiuntivi che sono stati locati proprio nell'edilizia popolare. Andiamo a parlare adesso invece sempre in ambito regionale delle cure domiciliari, persone con disabilità, 70 milioni in 3 anni proprio per le cure domiciliari, e aumentano i fondi per raggiungere i livelli essenziali di assistenza sociale, risorse ai comuni, i destinatari sono addetti all'assistenza e badanti. I servizi sociali dei comuni potranno contare su un budget da 70 milioni di euro per iniziative a sostegno della domiciliarità delle persone non autosufficienti, contribuendo anche all'opera prestata di eventuali caregiver e badanti presenti nelle abitazioni dei cittadini e residenti in Friuli Venezia Giulia. Il via libera all'unanimità deciso recentemente dal Consiglio delle autonomie locali, il cosiddetto CAL, infatti certifica l'approvazione anche degli enti locali del piano predisposto dalla Regione, presentato dall'assessore alla salute Riccardo Riccardi e finanziato per la maggior parte grazie ai fondi statali. Lo Stato ha garantito una crescita di quanto stanziato per la nostra Regione nel periodo fra il 2022 e il 2024. Gli enti locali hanno approvato lo schema della Giunta regionale grazie al via libera all'unanimità arrivato lunedì dal CAL. Poi ci sono altre notizie. Federica, da Varzi l'atteggiamento più aperto sulle attività che restano dopo il tavolo tenuto lunedì, e invece vediamo anche accanto sono circa 2.300 le persone che la Regione ha cercato nei primi mesi dell'anno tramite i Recruiting Day per soddisfare le richieste di persone di aziende in Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto l'assessore Rosolen a Pordenone, dove è stato presentato il Recruiting Day organizzato con Adecco
per 140 persone da inserire alla SIAP di Maniago. Chi volesse candidarsi invii il curriculum entro il 20 giugno accedendo alla pagina dedicata sul sito della Regione. Torniamo invece a quanto leggiamo da questo articolo più in evidenza, con le parole di Massimiliano Fedriga sul tema Varsila, l'atteggiamento più aperto sulle attività che restano. Proprio ieri abbiamo sentito il Presidente della Regione Fedriga, che ha parlato sia di Varsila che di altro in uno degli incontri istituzionali a cui ha presieduto. Andiamo a risentire alcune delle sue parole. Mi sembra di percepire comunque un maggiore senso di responsabilità per quanto riguarda le attività che di Varsila rimangono in Italia. Due tavoli distinti, due risposte diverse dallo stesso interlocutore, Varsila. Il presidente Fedriga giudica una buona base di partenza il tavolo di ieri in regione, durato ben 3 ore, sulle attività che l'azienda finlandese intende mantenere in Italia. Diverso è il discorso sulla vertenza per la reindustrializzazione del sito di Bagnoli, che procede in modo assai deludente presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Ovviamente rimane aperta la vertenza per quanto riguarda invece la chiusura dell'area produttiva, per la quale siamo insieme al governo molto attenti a valutare anche nuove ipotesi di investimenti, perché ovviamente quelle presentate fino ad ora non sono e non rientrano all'interno dell'accordo siglato a novembre, che aveva delle caratteristiche ben precise. Su questo quindi noi non possiamo assolutamente invece con quelle premesse iniziare una discussione. Il governatore del Friuli Venezia Giulia non si è poi sottratto a un commento sui ballottaggi che hanno visto prevalere in quasi tutti i comuni la coalizione di centrodestra. È andata molto bene, io continuo a dirlo sia quando vinciamo che quando invece le cose vanno meno bene, che bisogna avere rispetto per quella tornata elettorale. Sono votati dei sindaci, delle maggioranze in Consiglio Comunale, evidentemente le proposte avanzate dal centrodestra sono proposte buone che i cittadini hanno apprezzato anche nei ballottaggi. Adesso l'importante è amministrare bene, continuo a dire, non basta vincere le elezioni, ma dopo arriva il periodo più difficile, che è quella di dare risposte con l'azione amministrativa. Queste le parole di Massimiliano Fedriga. Noi ora invece ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per l'aggiornamento di questa mattinata. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutte le persone all'ascolto. Prego. Allora, per quanto riguarda la situazione attuale, nelle telecamere ovviamente vediamo traffico ancora scarso, vista l'ora, andrà a intensificarsi sicuramente in tempo di un'ora, sarà il solito problema del traffico antimeridiano. E per quanto riguarda la giornata odierna, segnalo esclusivamente qualcosa che avverrà però questa pomeriggio, questa sera, ovvero le varie processioni che ci saranno in città. Una riguarderà il rione di San Giacomo, dalle 19:50 ci sarà una processione che partirà dalla via dell'Istria, percorrerà la strada verso Campo San Giacomo fino ad arrivare poi alla chiesa San Giacomo Apostolo. Invece nel rione di San Giovanni le vie interessate questa volta verso le 17 saranno le vie dell'ex ospedale psichiatrico, quindi via Weiss e via De Pastrovic, mentre attorno alle 19:10 dalla parrocchia Santa Caterina da Siena, di via dei 1018, la processione percorrerà la via dei Mille e la via San Pasquale fino all'incrocio con la via dell'Eremo e per ritornare poi sulla via dei Mille. Questo per il momento quello che ho da dire, e eventualmente se ci sono delle novità magari sarà nostra cura contattarvi. Bene, grazie al vice ispettore Cassanella, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano. Il Piccolo, interrogazione e mozione, l'assessore Bini nel mirino delle opposizioni in aula. Morettuzzo chiede conto del suo ruolo all'interno di Euro e Promos. Idem Moretti punta a una censura per il caso dell'immobile di Trieste. Qui i protagonisti di questa vicenda, almeno nell'articolo, l'assessore regionale alle attività produttive. Cosa è successo? Sergio Bini, un attimo che cerchiamo di ripristinare la videata di un attimo fa con il Piccolo, ecco qua.
E poi vediamo proprio Diego Moretti in basso a destra, il capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico, e Massimo Moretuzzo di Patto per l'Autonomia, lui che è stato il rivale di Massimiliano Fedriga alle ultime elezioni regionali. Cosa è successo in questo caso? Leggiamo: l'opposizione in Consiglio ha messo nel mirino l'assessore Sergio Bini, tanto per il suo ruolo da imprenditore come principale socio di Europromos, quanto per l'acquisizione delle 3 unità immobiliari a Trieste cedute da Banca Mediocredito nel maggio 2022, quando la Regione possedeva ancora il 47% dell'istituto. La manovra delle minoranze contro il componente della giunta di Fedriga, che fino a questo momento non si è ancora espresso, comincerà questa mattina in aula, ma proseguirà anche nei prossimi consigli e almeno con ogni probabilità in quello in programma a giugno. Procediamo con ordine in ogni caso, partendo da oggi e dall'interrogazione a risposta immediata depositata dal capogruppo del Patto per l'Autonomia Massimo Moretuzzo, che verrà discussa nella seduta odierna. In questo caso a finire nel centro della discussione è il ruolo dell'assessore Bini all'interno di Europromos. Moretuzzo in particolare spiega che l'assessore in più occasioni nella passata legislatura ha avuto modo di confermare di essersi dimesso da tutte le cariche dell'azienda da lui fondata e di cui risulta essere azionista di riferimento. Nel momento in cui è entrato in giunta è considerato come, secondo l'autonomista, il ruolo dell'assessore è particolarmente importante in virtù di possibili conflitti di interessi. Nel caso di vittoria di appalti pubblici, Moretuzzo chiede a Bini quali ruoli effettivamente abbia lo stesso Bini in Europromos, eventualmente anche di lavoro subordinato, tenendo pure in considerazione il curriculum depositato dall'assessore, in cui alla voce incarichi ricoperti si legge dirigente d'azienda. Nelle prossime sedute d'aula invece toccherà la mozione di censura depositata dal capogruppo del Partito Democratico Diego Moretti e firmata da tutti i consiglieri d'opposizione, in cui si chiede all'Aula di censurare il comportamento di Bini in relazione all'acquisto delle 3 unità immobiliari di Trieste. L'opposizione, riprendendo le notizie di stampa e le dichiarazioni dell'assessore, arriva alla richiesta di censura di quest'ultimo perché sostiene come il ruolo di amministratore pubblico debba imporre grande attenzione alla natura dei rapporti con le partecipate, evitando situazioni che dal punto di vista etico e morale, proprio per la natura dell'incarico ricoperto, confliggono con il ruolo, ed evidenzia anche il silenzio del Presidente e dell'assessore alle finanze, che secondo la minoranza confermano l'assoluto imbarazzo di una situazione che pone seri dubbi sul fatto che Bini possa rimanere in carica. Questi gli affondi dell'opposizione in Consiglio regionale, Moretti e Moretuzzo da una parte, la giunta regionale con al centro l'assessore Bini dall'altra. Vediamo invece a fianco una notizia di tutt'altro tenore. A pochi giorni dalla Donata Nazionale di Udine, oggi l'Assemblea Legislativa a Trieste sarà chiamata ancora a commemorare le penne nere, come previsto per la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini, istituita proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Il programma prevede gli interventi del Presidente d'Aula Bordin, di Sebastiano Favero, qui lo vediamo in foto, Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, e del numero 1 della sezione ANA di Gemona, Ivo Del Negro, quindi ancora oggi un momento dedicato agli alpini. Pagina invece della guerra in Ucraina, droni su Mosca, attacco a sorpresa nel cuore della capitale russa, colpiti 3 palazzi, l'ira di Cremlino, Kiev vuole intimidirci, saremo costretti a reagire, qui i danni dei detriti di un drone abbattuto dalla contraerea. La paranoia in Russia imprigiona la popolazione e tornano di moda i delatori, raffica di denunce tra vicini e colleghi, basta indossare i colori giallo e blu, i timori della Duma per gli informatori seriali che vogliono fare carriera. C'è anche una guerra di informazione che non è affatto secondaria. A Kosovo, dopo gli scontri, la NATO invia rinforzi, 700 agenti in più. L'alto rappresentante dell'Unione Europea: non possiamo permetterci un altro conflitto, la Cina con Belgrado tutela l'integrità territoriale, Mosca contro i soldati KFOR. Anche Repubblica oggi, oltre ai tormenti del PD, si occupa della guerra. Su Mosca pioggia di droni ucraini, l'ira di Putin, reagiremo, e poi scintille in Kosovo, la NATO invia 700 nuovi agenti, l'ONU tolga quel seggio ai russi. Queste le pagine internazionali di Repubblica che proprio
sui temi legati ai Balcani e alla guerra da spazio nelle pagine 12, 13, 14 e 26. Fra le altre notizie la politica, parla Franceschini, Elie Schlein non ha colpe, la svolta ci sarà alle europee, le interviste Renzi, far luce su politici e cronisti registrati dai servizi, Cantone, abolire l'uso d'ufficio aiuta la corruzione. Invece la foto di Repubblica, record dello spazio, 17 astronauti in orbita, per qualche ora presenze senza precedenti nella Stazione Spaziale Internazionale con 17 persone presenti. Noi andiamo adesso in pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco, andremo a vedere meglio le notizie della cronaca di Trieste e del Piccolo. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, la nostra rassegna stampa che in questo modo continua con le notizie della cronaca locale. Siamo all'interno del Piccolo con le pagine dedicate proprio alla sezione di Trieste. A rischio il rinnovo dei contratti di 100 interinali in forza all'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, la SUGI. La denuncia di FIALS, CGIL e CISL, la Regione rivede i limiti di spesa. O da domani servizi a rischio, leggiamo. Da domani il contratto di un centinaio di interinali impegnati in Asugi, al CUP e negli altri servizi amministrativi di Trieste e l'Isontino, e a rischio le assunzioni di infermieri, OS, tecnici sanitari e personale amministrativo avverranno con il contagocce. FIALS, CGIL e CISL anticipano una situazione che potrebbe mettere a rischio l'operatività di alcuni servizi essenziali, perché nonostante le graduatorie dei concorsi disponibili, le assunzioni dovranno essere valutate caso per caso, come indicato dalla direzione di Asugi nel piano attuativo e di bilancio economico preventivo 2023, al capitolo sulla gestione delle risorse umane. A determinare questa situazione, secondo le sigle sindacali, è il limite che attraverso le linee per la gestione la Regione ha imposto alle aziende sanitarie. Oggi, 31 maggio, scadono i contratti dei dipendenti interinali che l'azienda non potrà rinnovare se la Regione non rivaluterà i limiti imposti, spiegano FIALS, CGIL e CISL, che indicano come in pratica nel 2022 Asugi abbia avuto una spesa di 3.700.000-800.000 euro per i contratti interinali, ma nel 2023 la spesa non deve superare 1.400.000, un importo che non garantisce gli stipendi degli interinali nemmeno nel primo semestre. Da qui il più che probabile licenziamento di decine di dipendenti che oggi contribuiscono a mantenere l'operatività di servizi essenziali. Le reazioni, Fabio Potocnik, auspichiamo che la Regione ci ripensi, dice il segretario della FIALS, rivedendo i limiti di spesa sul personale interinale dipendente con un contratto a tempo determinato, tra l'altro molti di questi in scadenza. Se la situazione non cambia potrebbe essere messa a rischio l'operatività di alcuni servizi essenziali. Oggi scadono i contratti dei dipendenti interinali che Asugi non potrà rinnovare se la Regione non rivede i limiti di spesa imposti e in mancanza di assunzioni dalle graduatorie concorsuali che raccolgono gran parte degli interinali, precisa Francesca Fratianni della FPCGL, si rischia di mettere in ginocchio l'intero sistema amministrativo. Altra reazione, Romina Dazzara della CISL Sanità evidenzia come si stia parlando di personale presente nei servizi anche da diversi anni, formato e divenuto ormai indispensabile in questo momento delicato a livello regionale, dove c'è la necessità di un'implementazione organica da un lato e di una ottimizzazione dei servizi dall'altro. Gerin, una vita professionale trascorsa nei consultori, 2 soli poli non bastano, un medico ginecologo da poco in quiescenza, che dice: in questi spazi radicati da anni nei quartieri si crea un legame con il paziente. Qui in foto Daniela Gerini, in passato un'esperienza in politica, è stata consigliera comunale e di SEL, qui la sua esperienza anche al campo professionale nei consultori. Le notizie di cronaca di Trieste: aggressioni in bus, pene severe ed Aspo, l'allarme sindacale dopo l'accoltellamento di un autista. La procura è pronta a chiedere la conferma del carcere per i 2 autori. Il PM Maddalena Kergia depositerà in queste ore all'ufficio GIP la richiesta di convalida del fermo e custodia cautelare in carcere
per la 47enne venezuelana e il 49enne cubano, protagonisti lunedì dell'aggressione a un conducente e a un verificatore della Trieste Trasporti a bordo della linea 10. L'autista in particolare è stato colpito all'addome con un coltello proprio dalla donna. Il giudice per le indagini preliminari incaricato, una volta depositata l'istanza della procura, avrà 48 ore per interrogarli e decidere. La coppia è stata arrestata in flagranza dalla polizia, intervenuta non appena raccolta la richiesta di soccorso del personale della Trieste Trasporti. 2 sudamericani erano saliti sul bus con un cane e già alterati probabilmente a causa dell'abuso di alcol. Inizialmente avevano assalito un controllore che li aveva invitati a mettere la museruola all'animale come prevede il regolamento del trasporto pubblico locale. A quel punto era intervenuto pure l'autista, poi colpito con il coltello, come si diceva, dalla 47enne. L'uomo fortunatamente sta bene, non ha riportato ferite gravi perché la cintura di cuoio lo ha protetto. Questa la situazione nei giorni dopo all'aggressione in questo autista a bordo dell'autobus. Via Mazzini, il comune sposta le strisce pedonali fatali. L'assessorato all'urbanistica è orientato ad allontanare l'attraversamento da Piazza Goldoni onde evitare altri incidenti. La Trieste Trasporti dice ringraziamo l'ente, lo chiedono i conducenti. È una delle questioni che da tanti anni ormai, dopo quell'incidente fatale, quell'incidente mortale proprio nelle strisce pedonali fra via Mazzini e Piazza Goldoni, aveva fatto emergere la criticità di questo attraversamento dove in tanti passano col rosso senza guardare neanche bene se sopraggiunge o meno un mezzo e in questo caso lo spostamento delle strisce permette ai conducenti in primis, ma soprattutto per quanto riguarda la sicurezza stradale alle persone, di poter avere una maggior visuale per attraversamento. Sta di fatto che lì c'è un semaforo e va attraversato con il colore verde. Rigenerare l'altura attraverso l'ex COP, l'occasione giusta, la proposta del Partito Democratico, la variazione di bilancio che a breve arriverà in Consiglio Comunale può essere l'occasione per confrontarci seriamente sulle possibilità di rigenerazione di altura. Il Comune può valutare di proporre l'acquisizione di una parte dell'immobile ex COP per dunque destinarla a socialità e aggregazione. Lo sostiene il consigliere comunale del Partito Democratico Salvati, che assieme al capogruppo del suo partito Barbo ha incontrato l'amministratore delegato della Flora, la società proprietaria dell'immobile ex COP di Altura, da cui ha appreso l'intenzione di vendere il terzo e quarto piano dell'edificio per una superficie di quasi 1700 metri quadri con un progetto e oneri già pagati. Questo potrebbe aiutare a rivitalizzare il quartiere. Palazzo Gopčević, il restauro nel 2024. Dalla seduta della quarta commissione si è parlato di Palazzo Gopčević nella seduta della quarta commissione comunale presieduta da Lorenzo Giorgi di Forza Italia sulla proposta della consigliera Rosanna Pucci del PD, che ha presentato una mozione sul tema. La questione riguardava gli interventi di manutenzione e di restauro delle facciate del palazzo prospiciente il canale di Ponte Rosso. Presente in aula l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha ricordato come tali interventi siano già all'attenzione dell'amministrazione comunale. L'intenzione, spiegato Lodi, è quella di inserire questo intervento di messa in sicurezza dello stabile del valore di circa 300.000 euro nel bilancio di previsione per il 2024 e quindi nel piano triennale delle opere 2024-2026. Turista invitato a spostarsi dai vigili perché aveva allestito una tenda in Piazza Libertà, una tenda montata proprio in Piazza Libertà, scambiarla per un camping. È stato ieri un turista ucraino. Alla polizia locale giunta sul posto l'uomo ha spiegato di aver visto diverse persone dormire all'addiaccio e di aver pensato si potesse campeggiare lì. È stato invitato a smontare la tenda e ad andare altrove. Altre notizie di cronaca: droga e arma addosso, un 17enne nei guai. La polizia ha denunciato un giovane nordafricano del 2006 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti a offendere. Nello specifico, gli agenti del commissariato di Villa Opicina, durante l'attività di controllo del territorio, hanno effettuato accertamenti nei pressi del secondo Topolino a Barcola. Il giovane ha tentato la fuga lanciandosi in mare, ma è stato recuperato e bloccato. La notizia invece che vediamo di fianco: latitante arrestato dai militari di Prosecco. Si tratta di un 45enne di nazionalità rumena che è stato arrestato dai carabinieri. Ocean vara il Glera,
nuovo rimorchiatore tutto made in Friuli Venezia Giulia a servizio della SIOT, costruito dalla Cartubi all'ex arsenale San Marco, sarà utilizzato per la prevenzione e antinquinamento delle petroliere in banchina. Catarruzza, dice Glera, amministratore delegato del gruppo Ocean, dice Glera è un prodotto simbolo del legame delle società del gruppo con questo territorio e le sue aziende. Le parole del presidente Fedriga: l'economia del mare è fondamentale per la regione e per l'Italia ed è un'opportunità unica di sviluppo. Capitolo universitario, dal 5 giugno immatricolazione al via, ampliata la no tax area. Il rettore di Lenarda sul nuovo tetto fissato a 26.500 euro, vogliamo dare a tutti la possibilità di iscriversi a un corso, un'offerta formativa sempre più ampia, multidisciplinare e dinamica, con 77 corsi di laurea tra primo e secondo livello, 8 dei quali attivati nell'ultimo triennio per stare al passo con il mondo che cambia. Una no tax area innalzata a 26.500 euro, borse di studio assegnate negli ultimi anni al 100% degli aventi diritto e la nascita, grazie a un investimento senza precedenti di 4 milioni di euro, di nuovi laboratori dotati di innovative strumentazioni scientifiche e tecnologiche per rispondere alle crescenti esigenze di ricerca e didattica. Infine, questione da tenere in considerazione vista l'impennata dei costi d'affitto in molte città d'Italia, dei prezzi ancora non proibitivi per gli studenti fuori sede che decidono di fare base nel capoluogo giuliano. Sono questi i principali punti di forza dell'Università di Trieste, che da lunedì 5 giugno aprirà le immatricolazioni per il prossimo anno accademico. Sul sito di UniTS gli studenti troveranno tutte le informazioni a disposizione dei futuri iscritti per l'anno accademico 23-24, 2 nuovi corsi di laurea magistrale, una in Data Science and Artificial Intelligence che va ad arricchire e completare i percorsi di un ambito in grande sviluppo, e l'altra in Marketing e Management, per cui si attendono riscontri significativi. La novità sono proprio questi 2 corsi di laurea, ma anche, come detto, gli affitti abbordabili alla casa dello studente, studentati e collegi in merito per i giovani fuori sede. Ancora notizie: sfilata, onorificenze e musica per il 2 giugno, 8 i diplomi al merito del professor Sinagra, l'ex rettore Peroni. Si inizierà alle 10 con l'alzabandiera in Piazza Unità. Ieri abbiamo fatto un riepilogo di quelle che sono le celebrazioni organizzate per la data del 2 giugno che sarà venerdì fra 2 giorni, e quindi già dall'articolo vediamo come ci siano alcune iniziative in campo fra onorificenze e eventi consolidati nel tempo. Vediamo. Inizieranno alle 10 con il tradizionale alzabandiera le celebrazioni per il 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, una data, quella del 2 giugno del 1946, che per Trieste assume un significato particolare, come lo stesso prefetto Signoriello ha rimarcato. Una data in cui comunque le vicende della storia l'hanno portata a non poter essere completamente coinvolta in certi momenti di scelta, e non di meno l'anelito di poter essere definitivamente italiana, che si è sviluppata nel corso del tempo successivo e che l'ha portata anche, tra altre cose, a versare altro sangue. Gli ultimi morti del secondo risorgimento italiano sono sostanzialmente triestini. Il clou delle celebrazioni avrà inizio alle 17. Sarà dato spazio in questa circostanza a quei settori della pubblica amministrazione impegnati nelle attività di sicurezza e protezione. Durante la cerimonia saranno consegnate le onorificenze al merito. Fra gli 8 premiati il professor Gianfranco Sinagra, che sarà nominato grande ufficiale assieme all'ex rettore Francesco Peroni. La Maina Bandiera alle 18:15 chiuderà la cerimonia, poi alle 21 al Teatro Verdi un concerto offerto dal Conservatorio Tartini con un programma vario affidato ad una brass band composta da 14 elementi. Al concerto parteciperà il tenore Francesco Grollo, che eseguirà sia l'inno di Mameli che la canzone del Piave. Ovviamente la cerimonia si terrà in Piazza Unità, dove sarà visitabile una mostra storica dei mezzi e delle componenti che saranno presenti: i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile Regionale, il 118, la Sogit e la Croce Rossa. Tutti i discorsi e l'inno saranno tradotti nella lingua dei segni in uno spirito di massima inclusione. Nella stessa pagina leggiamo anche botteghe e atelier in piazza Borsa. Si parte domani, l'idea è quella di intercettare
anche ai croceristi che spesso non hanno tempo per esplorare da capo a piedi la città alla ricerca di originali souvenir da portarsi a casa come ricordo. L'edizione estiva di Crafts, la manifestazione che riunirà da domani a domenica in piazza della Borsa dalle 10:30 alle 21 alcuni tra i migliori artigiani e creativi del panorama artistico triestino, piacerà di certo anche ai residenti, non soltanto ai turisti in arrivo a Trieste. L'iniziativa Corteo contro la guerra venerdì mattina in città, il 2 giugno sarà corteo per la pace contro la guerra alla NATO, l'Unione Europea, il Green Pass, l'invio delle armi all'Ucraina, il Presidente Mattarella, la Premier Meloni, il Ministro della Difesa Crosetto, il Governo e il Parlamento italiano tutto. Il coordinamento No Green Pass e oltre tornerà a sfilare. Il corteo partirà da Piazza dei Volontari Giuliani alle 10:30 nella giornata della Repubblica, governata da No Pax, si legge dal comunicato. La locandina, una colomba in bianco e nero, proprio a simbolo di pace. A pagina successiva i giovani e il loro sguardo verso il futuro nei racconti del concorso Gianni Stuparic. Le premiazioni hanno chiuso ieri sera la seconda edizione del bando lanciato dal Circolo della Cultura e delle Arti. Le storie nelle storie di Ginevra e testimoni del riscatto del mondo. La sedicenne Padovan si è aggiudicata il contest con il suo The Casperon, storia di inno al sorriso, alla magia e al bello della vita oltre le negatività. Quel bivio tra sogni e infelicità nel personaggio creato da Hiranur per la studentessa del Carducci Ialci, autrice di Processo di consapevolezza. Si tratta del bis dopo lo scorso anno. Ecco anche le Petrarchiadi più speciali di sempre, sono le ultime del prof che le inventò nel 98, il 5 nel cortile del liceo, l'attesa gara tra le quinte, abbinata stavolta ai saluti di Massimo Stera, prossimo alla pensione. Qui vediamo a sinistra proprio Strera con la quinta L, prima classificata nel 2022, a destra invece nel 2010 e nel 2012, quando lo stesso professore era uno dei protagonisti, nonché fautore di queste Petrarchiadi. Andiamo a Duino Aurisina, Gabrovec, il sindaco, entro il 9 giugno stabilimenti balneari aperti, l'ordinanza del sindaco Gabrovec, la decisione volta a recuperare il ritardo nella partenza rispetto agli anni passati. Pure per il caso Portopiccolo, stabiliti gli orari di operatività e le regole di sicurezza. Termine perentorio per l'apertura degli stabilimenti balneari nel territorio comunale venerdì 9 giugno, e questa è la data fissata dal sindaco Gabrovec, il sindaco di Duino Aurisina, per stabilire il termine entro il quale i gestori degli impianti e delle spiagge del territorio comunale dovranno avviare le loro attività di accoglienza e servizio a favore dei bagnanti. Oltre non si potrà andare, si legge. Intanto accanto è Countdown a Sgonico per la mostra del vino. Sarà una festa all'insegna della solidarietà con il recupero di tappi in sughero da devolvere in beneficenza nel rispetto per l'ambiente grazie alla differenziata attuata in tutto il perimetro della manifestazione, nonché delle celebrazioni per l'ingresso del comune fra le città del vino, la 58esima edizione della mostra del vino di Sgonico, da domani a domenica. Muggia, veleni in consiglio tra sinistra e destra sul raddoppio della galleria. È stato il progetto per il raddoppio della galleria cittadina a tenere banco l'altra sera nel Consiglio Comunale di Muggia, dopo le prime 5 delibere in scaletta approvate dalla maggioranza con la minoranza che è tornata ad abbandonare l'Aula. Si è giunti infatti al punto più importante iscritto all'ordine del giorno della massima assise, ovvero il raddoppio della galleria, appunto tema a proposito del quale l'opposizione aveva richiesto originariamente la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario, un'istanza che poi in occasione della riunione dei capigruppo è stato deciso di accorpare alla proposta di deliberazione di iniziativa consigliare legata proprio alla necessità di dare puntuali informazioni ai cittadini sulla questione e a una mozione a sua volta riconducibile alla necessità di informare proprio la cittadinanza, entrambe presentate dal civico d'opposizione Maurizio Fogar. Dopo un ampio dibattito, a tratti anche nervoso, alla fine si è giunti alla bocciatura della proposta di deliberazione, che non ha incontrato i favori della maggioranza. Va detto, per la cronaca, che l'altra sera in Consiglio erano assenti per giustificati motivi i capogruppo del Partito Democratico Bussani, della lista Bussani Cristina Surian, e di Meio Muia Roberta Tarlao. Alla Guglia la storia del 97° reggimento, l'evento invece di domani sempre a Muggia, l'inaugurazione, nuova cucina
donata dal Rotary Nord alla comunità di Sant'Egidio alla presenza del Vescovo Trevisi. E poi iscrizione all'infiorata al via. Al via infatti da domani le iscrizioni gratuite all'infiorata di Opicina, 14ª edizione, manifestazione promossa dal Consorzio Insieme Opicina con il Comune di Trieste, l'Associazione per la difesa di Opicina e la Culturale Marino Simic, scadenza di tutta questa kermesse il 2 di luglio. Groman, conferenza all'UNUCI, la norma vigente sulla sicurezza del lavoro è stata illustrata ai soci dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo da Dario Groman, già procuratore generale della Corte d'Appello di Trieste, nella sede di Via Roma 23. Qui la foto della sua presentazione. La Triestina, tra le priorità c'è l'intenzione di tenere Celeghine, Tavernelli, Piacentini, Perno della difesa, primo screening della rosa partendo dai giocatori da riscattare e quelli in prestito. Matosevic, il portiere, in forse. Sono tante le richieste per l'attaccante Adorante. In foto intanto il centrocampista Celeghine che la Triestina potrebbe riscattare dal Como, lui che assieme a Tavernelli e a altri giocatori che sono arrivati al mercato invernale, quello di gennaio, hanno dato un leggero cambio di passo alla Triestina, permettendole di arrivare all'ultimo minuto dell'ultima giornata alla salvezza della Serie C. La femminile della Triestina, Melissano dalla D all'Unione, ho vissuto anni straordinari ma lascio un settore in salute. Estate 19, quella in cui da un lato la ferita aperta della finale persa col Pisa bruciava tremendamente, dall'altro rincuorava la decisione con cui Biasini e Milanese insistettero sul progetto di crescita della Triestina, progetto del quale era parte integrante lo sviluppo del settore femminile. Reduce da esperienze varie nel maschile con Domio, Zaule, Gaia, Muglia, Roianese e Altura, veniva chiamato alla guida dell'Under 15 dell'Unione Femminile Fabrizio Melissano, poi promosso nel 2020 alla guida della prima squadra. Da lì dunque un triennio che merita e meriterà in futuro di essere ricordato per le 3 salvezze consecutive in Serie C. Ora la fine di un bel ciclo, come tale destinato ad aprire le porte a qualcosa di nuovo, di diverso. Si separano infatti le strade della Triestina e del Tecnico classe 85, che dunque saluta la Triestina. I playoff, oggi il ritorno dei quarti, a Pordenone arriva il Lecco fra le altre gare, sempre nelle categorie, e poi il calcio nazionale è una pietra sopra, manovra stipendi, ha accolto il patteggiamento alla Juve, una multa di 718.240 euro, nessun'altra penalizzazione in termini di punti in classifica. Il club ha detto: noi siamo stati corretti, serviva un punto fermo per ripartire. Qui il gruppo squadra della Juve in campo. Mourinho vuole la Coppa, la Roma recupera Dybala, stasera a Budapest la finale di Europa League contro il Siviglia. L'allenatore della Roma, Mourinho, pronto alla sfida di questa sera, il recupero anche di Paulo Dybala, non in perfettissime condizioni ma pronto a essere protagonista della partita. Pallanuoto, primo colpo di Trieste con il centroboa azzurro Marziali. Il giocatore ha grande esperienza anche a livello internazionale, le ambizioni sono alte, gli stimoli per fare bene di certo non mancano, quindi colpo importante del mercato della Pallanuoto Trieste in vista del prossimo campionato con il centroboa della nazionale italiana. Poi regata regionale, sprint nella Sacchetta, dominio delle società triestine per il canottaggio. Il Saturnia piglia tutto nel trofeo Filippi al Lido di Venezia, ok anche la Canottieri Trieste. Nell'Ippica c'è lo spazio nel centrale del Montebello, la vittoria netta di Etrusco Cla. Per il basket gli Adrian Monticolo e Foti sul parquet di Carré per chiudere la sfida e volare in Serie B. Questa sera la squadra di Oberdan, impegnata in gara 2 in terra vicentina, cerca di bissare il successo di sabato. Per il femminile Elena Streri, nazionale Under 20 in vista dei mondiali ed europei. Della Serie C anche la Coppa Triveneto nei 5 anni di gioie del CUS. E noi con questa ultima notizia sportiva chiudiamo la rassegna stampa. Tra poco in diretta con noi Diego Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico, nonché le altre persone che saranno con noi per le domande, le curiosità e dunque anche per commentare i fatti del giorno. Tra poco.
Ben ritrovati con Sveglia Trieste, siamo in attesa del consigliere regionale del Partito Democratico Diego Moretti, ma intanto vi presento il nostro pubblico di questa mattina, a cominciare da Due Volti, che già chi ci ha seguito mercoledì scorso ha potuto conoscere, e da Sferk. Ben ritrovata. Ben ritrovati e buona giornata a tutti. Buongiorno a Tiziano Pindozzi, ben trovato anche a lui. Buongiorno, ben ritrovato. Buona giornata. Buongiorno a lei e diamo il buongiorno e benvenuto anche a Adriana Carbonera. Buongiorno, grazie. Oggi avremo modo di parlare con due persone esponenti della politica regionale, come detto Diego Moretti del Partito Democratico in Consiglio regionale, e poi dell'assessore a Cultura e Sport, sempre del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, neo assessore, nonché anche vicegovernatore, in quota Fratelli d'Italia, che ha ereditato questa sua delega dall'ex assessore Tiziana Gibelli nella giunta regionale precedente, che su cultura e sport aveva lavorato proprio nei 5 anni di mandato Fedriga, dal 2018 al 2023. Cultura e sport che talvolta vengono anche interpretati come deleghe minori, deleghe forse più secondarie, perché hanno a che fare con aspetti che sono importanti, che offrono lavoro, ma che non sono cruciali, come la sanità, come può essere la sicurezza, come può essere l'infrastruttura dei trasporti, che comunque, o l'istruzione, che veicolano molto la vita della quotidianità dei cittadini. Voi che idee vi siete fatti, Edda, comincio da lei, di quelle che poi sono le competenze regionali nelle varie materie che si possono trattare? Ci sono ovviamente, dico per la salute, delle priorità, dell'educazione, e poi ci sono deleghe di altro livello che hanno forse meno impatto sulla vita, sulla sensibilità della persona, ma che allo stesso tempo creano economia, creano posti di lavoro. Non è in questo caso nessuna delega secondaria quando offre la possibilità alle persone di lavorare e di portare a casa, la pagnotta, come si dice. Allora, io concordo forse sulla parte di minore sensibilità o minore attenzione da parte del pubblico nei confronti di determinate deleghe. Personalmente penso che pari sono, nel senso che cultura e sport, a mio avviso, sono importanti nella misura in cui formano il cittadino ad essere un cittadino consapevole, e quindi voglio dire un cittadino educato, che affronta correttamente la vita, che si confronta con la vita, un cittadino forte, un cittadino sano, un cittadino che legge, che studia, che viaggia, che si muove, che sta bene, e quindi credo che sia corretto, voglio dire, che ogni cittadino si rapporti con ogni tipo di argomento che viene trattato, voglio dire, nell'ambito degli enti istituzionali con pari attenzione, perché credo che tutti meritino pari dignità, secondo me. Pindozzi, da parte sua? Sì, ma secondo me cultura e sport è una delega che copre tutta la vita di una persona, perché parliamo sia la cultura e anche lo sport abbraccia completamente la vita di una persona, può abbracciare completamente la vita di una persona, perché lo sport finora si pensava da giovane, per fortuna adesso si è cominciato anche all'età più avanzata, si è cominciato a far capire che un'attività fisica, un'attività sportiva serve a mantenere viva e fare una vecchiaia attiva. Certo. Cultura, avere un cittadino preparato, culturalmente preparato, vuol dire tanto per una società civile, insomma. Signora Adriana, lo chiedo anche a lei, poi ci collegheremo con Gianluca Paladin. Prego. Sicuramente di impatto ci sono delle deleghe importanti, mi viene da pensare, come diceva lei giustamente, alla sanità, anche perché copre un raggio molto, molto grande. Però sullo sport e sulla cultura mi viene da pensare subito ai ragazzi. Oggi secondo me manca la cultura in qualche maniera un po' su tutti, e pensi allo sport dei ragazzi. I ragazzi sicuramente con lo sport
diventano migliori e sono migliori, quindi è importantissimo anche la cultura e lo sport. E poi molto spesso lo sport stesso si collega alla salute, esatto, come si diceva collega anche un alla attimo salute, fa, ma si collega alla cultura, no? Anche lo sport, oltre che alla salute. Per i valori che esso comprende. Allora, nota di servizio, ha avuto conferma che Diego Moretti, che doveva essere qui presente, ha avuto un incidente stradale, nulla di grave, un tamponamento che però gli impedirà, visto che viene da Gorizia, Moretti è rappresentante del territorio dell'Isontino anche nel riordino dei collegi del Consiglio regionale, ha avuto questo sinistro non grave venendo qui da noi, e quindi non sarà per lui possibile essere presente. Faremo, diciamo, in altra maniera. E nel frattempo, come detto, abbiamo Gianluca Paladin che questa mattina ci darà conto della zona di Borgo San Sergio. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Bernardo, buongiorno ai tuoi ospiti. Siamo a Borgo San Sergio, come annunciato già ieri. Oggi mercoledì, giornata di mercato. Siamo nella piazzetta interna a Borgo San Sergio, vicino all'area sgambamento cani, dove la gente ha già portato i propri amici a quattro zampe a fare 4 salti per sgranchirsi appunto le zampe. Noi siamo qui dove ci sono i preparativi in corso per iniziare l'attività di mercato, e ovviamente sentiremo anche le persone che si stanno preparando per la vendita dei loro prodotti. Lo vedete, no? Ci sono sia gli alimentari, chi vende vestiti. Aspettate che mi avvicino al signore, al ragazzo, neanche un signore, che saluto e ringrazio. Patrizio, giusto? Molto piacere innanzitutto. Piacere. Da quanti anni a Borgo San Sergio per il mercato? Settembre 89, quindi presto 34 presto. Ne hai viste insomma di cosa succede? Sì, ho visto la trasformazione di questi decenni, sì. Quali prodotti porta? C'è batteria, pantofoleria, calzature. Vanno alla grande in questo periodo, la gente acquista? Alla grande è una parola forte. No, il mercato piace come servizio. Alle persone di una certa età che vogliono i negozietti sotto casa, ci siamo noi. Adesso sono da poco passate le 8, che orario è questo? Bisogna ancora aspettare che il mercato si svegli un pochino? Per così dire. Sì, no, qui che allestiamo tutto ci vuole un'ora e mezza, e poi verso le 9 e mezza comincia un po', fino a mezzogiorno e mezza, così, grosso modo. Altre zone dove va a vendere i prodotti, la sua merce? Muggia, Gorizia, Udine, andavo a Gradisca, così, sono tutto il Friuli più o meno. Si gira la regione insomma? Sì, ma il mercato è bello, dai. Senti il polso della società, senti in questi anni la trasformazione che c'è stata, prima l'avvento dei centri commerciali, poi il dramma dell'euro, poi la crisi e adesso la pandemia. Vedi proprio il mercato, vedi proprio il termometro di come sta la gente popolare, comune. E voi esercenti commerciali siete praticamente, come dire, un termometro anche delle sensazioni dei cittadini che vi raccontano anche la loro storia, quello che pensano. Noi vediamo, senza peccato di presunzione, vediamo un po' prima degli altri come sta la gente, sì. Anche perché tante volte per fare un piccolo acquisto poi ti raccontano tutte le loro problematiche, quindi facciamo anche un po' da aiuto sociale. Sì. Qual è la cosa, il ricordo che ha di Borgo San Sergio del passato? Cioè, in base alla sua esperienza, quanto è cambiata questa zona oppure è rimasta sempre la stessa? Allora, un po' è rimasta sempre la stessa, sì. 25-30 anni fa c'era più benessere, sì. C'era tanta gente, spendevano con più facilità, sì. Era diverso, insomma. Sì, adesso è durissimo, sì. Le giornate sue come sono invece? Tra qui e le altre zone, ci sono zone dove si vende meglio? Certo che se è un mercato importante, tipo in centro a Udine, ecco quello che manca un po' a Trieste, un bel centro, un bel mercato. Ho parlato anche con il sindaco tempo fa, un bel mercato in centro a Trieste, ecco. Logico, vai a fare un mercato in centro a Udine, c'è più. Questa è anche una bella segnalazione da lasciare a chi ci guarda, in modo tale che insomma chissà che non salti l'idea di poter fare qualcosa del genere. Ci sarebbe il mercato coperto che però va rivitalizzato. È diverso, la gente piace per quello che può andare, piace il mercato all'aperto, anche se qua a Trieste è sempre un po' associato al vecchio purtroppo mercato di Ponte Rosso, quindi tante volte dalle altre parti in Friuli e Veneto quando vedono un mercato, c'è il mercato, qua da noi è sempre un po'.
così dai. Latita insomma. Sì. Le auguro buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata, arrivederci. Grazie Patrizio. Allora andiamo Bernardo a vedere se riusciamo a parlare anche con qualcun altro. Signore buongiorno, eccoci qua, si avvicini, se no il microfono non mi prende la sua voce. Allora innanzitutto come va questa mattina, si aspettano i clienti, lei cosa vende? Io vendo formaggi. Ok. E attendiamo i clienti, spero di sì. Siamo all'inizio del mese se non sbaglio, no? Non siamo alla fine oggi, ma comunque spero che la pensione l'abbiano già presa, ragazzi, sei dura, molto dura. Quali sono i prodotti che può consigliare? Com'è? Quali sono i prodotti che può consigliare che sta vendendo lei? Oh mio Dio, i prodotti che posso consigliare sono dalla cacciotta alla mozzarella, alla ricotta, quindi tutto cose fatte in mattinata e quindi azienda seria e bene così. Borgo San Sergio un buon mercatino, tranquillo, niente di però un bel mercatino, persone medio-alte, quindi bene così. Chiedo a Bernardo, perché siamo in diretta, chiedo a Bernardo, signore, in studio, Bernardo, tu dai prodotti che vedi c'è qualcosa che ti solletica particolarmente? Yogurt, latte, cacciotta, gnocchi, ci sono gli gnocchi? I formaggi sicuramente, ma più che me io giro la palla ai nostri ospiti. Edda, se lei facciamo finta che al posto di Gianluca Paladin ci fosse Edda, cosa andrebbe a comprare? Allora, intanto buongiorno Gianluca e buongiorno ai tuoi ospiti in piazza. Sì. Allora, oggi si parla di cultura in studio e apprezzo davvero con piacere la cultura della buona alimentazione, prodotti locali, prodotti genuini, prodotti di giornata, un grandissimo apprezzamento. Sono qui ma mi piacerebbe anche essere lì, quindi buon lavoro, buona giornata, buone vendite e la pensione arriva domani. La pensione arriva domani. Quindi forse oggi è ancora giornatina un po' magra, non so. Quindi signore un attimo di pazienza, domani sarà una giornata sicuramente migliore. Domani forse andrà meglio. Tiziano, lei è... Bernardo? Sì, prego Gianluca, prego. Voglio prima di farvi commentare ancora, voglio un attimo chiedere l'ultima cosa. Lei come si chiama? Bruno, allora Bruno, Borgo San Sergio adesso è un orario un po' presto, dicevano in studio bisogna aspettare un po' di gente. I mattutini arrivano abbastanza verso le 7:15, 8 di mattina, quindi pian pianino. Piano. Diciamo che il più verso le 9:30, 10. Ecco. Che poi magari vanno in posta, pagano tutte quelle maledette bollette, quindi... E poi se hanno ancora qualche soldino comprano la mozzarella. Prima di salutarla, è cambiata Borgo San Sergio in questi anni? Lei da quanti anni viene qua? Da poco sono a chiamata in realtà il mio lavoro, no? Comunque non saprei rispondere perché sono da pochi mesi, però mi auguro che sia cambiata in positivo e non in negativo. È chiaro, abbiamo passato dei momenti tutti brutti, no? Col Covid, e quindi stiamo riprendendo un pochino la confidenza con il commercio, tra di noi anche, perché in realtà non ci si abbraccia più, non c'è più quel rapporto, no? E allora si cerca di ricrearlo, no? Non è solo il rapporto della vendita, il rapporto deve essere anche umano, ciao come va? Sono cose, ciao amico mio, un abbraccio, sono cose che purtroppo abbiamo perso, no? Per vari problemi, perché abbiamo pensieri, abbiamo tante cose, però non ci abbracciamo più. Io vedo che la gente passa e ha paura persino qualche volta di fermarsi perché oddio questo mi vuol vendere qualcosa, no? E invece dobbiamo riprendere di nuovo quella sensibilità tra noi che abbiamo perso per tanti problemini. È una bella riflessione che raccogliamo e trasmettiamo. Grazie Bruno. Un abbraccio e mai mollare. Vai. Grazie e buon lavoro. Allora Bernardo, io ti cedo la linea in modo tale che potrai anche commentare, mentre noi insomma adesso rimarremo qui e vi mostreremo comunque le immagini del mercato di Borgo San Sergio che si sveglia. A te Bernardo. Grazie, sentivo già dalla studio condivisione su questo, anche su quest'ultima riflessione che ha fatto questo signor Bruno, il commerciante. Prego signora Edda. Ascoltavo con attenzione le parole del signor Bruno e ho pensato veramente al negozio di vicinato. I mercati rionali, voglio dire che io accomuno molto al negozio di vicinato, consentono veramente secondo me la cultura
del vivere bene insieme nell'ambito dei rioni, e quello che è un po' il rapporto inevitabilmente più freddo che si è costretti ad affrontare nelle catene della grande distribuzione, voglio dire, ha fatto venire secondo me meno proprio questa possibilità anche della socialità tra le persone. Ci sono molte persone che vivono da sole, che vivono momenti di difficoltà per malattie, per perdita di lavoro, perché semplicemente sono da sole magari nella vita, e questa possibilità di scambiare due parole con il vicino di casa, veramente ci troviamo in un momento in cui spesso e volentieri non ci si conosce neanche tra abitanti dello stesso condominio, e quindi è vitale secondo me la presenza sul territorio di queste realtà rionali, che sono i mercatini, che sono le manifestazioni, che sono i momenti di aggregazione che consentono di ritrovare proprio quella dimensione umana. Tra le persone, che secondo me veramente è vitale che torni a caratterizzare le nostre vite. Passiamo il microfono a Tiziano. Nel frattempo abbiamo visto Gianluca si stava intanto informando su quali altri settori, oltre a quello alimentare, erano presenti nel mercatino. Tiziano. Sì, volevo rassicurare il signor Bruno che da domani arriva la pensione, quindi ci sarà maggior capacità di spesa. Sì, quindi la prossima settimana lo andiamo a trovare sicuramente. Ecco. Lei cosa comprerebbe di quello che ha visto? Formaggi, latte, formaggi, penso anche ho visto lì che ha anche prodotti ortofrutticoli, sì. Quindi anche essendo a chilometro zero, penso che siano a chilometro zero a quel punto lì, perché visto il signore che ha la sua azienda, quindi la sua distribuzione, perché appunto abbiamo oramai con gli ipermercati, non abbiamo più questo rapporto appunto che si diceva, come proprio ci ha detto anche il signor Bruno, che lo vede direttamente proprio sul territorio, e vede che non c'è questo rapporto umano, cioè la gente si sente, non è più abituata ad avere un rapporto col vicino. Infatti è questo anche, secondo me, colpa anche di questo trantan degli ipermercati che sono anonimi, no? Per cui purtroppo la gente si sente isolata, mentre così in questi mercatini rionali c'è proprio un contatto diretto, un rapporto diretto con la gente, insomma. Adriana, ho sentito che lei annuiva ed era particolarmente, diciamo... A me piacciono molto i mercatini. Esatto, a favore di questo contatto. Piacciono molto i mercatini, ci trovo sempre un'area di festa che sicuramente abbiamo perduto, e soprattutto con il Covid abbiamo perduto, come diceva Bruno, il contatto con la gente, ma anche il contatto non solo fisico ma anche mentale. Ognuno passa, come diceva Bruno, si passa davanti senza neanche accorgersi del vicino o della persona che c'è. Di solito si cammina a testa in giù, si pensa ai nostri pensieri, si va via. E il mercato credo che sia proprio un ritrovo dove ognuno si ritrova, può parlare, oltre che a comprare. Io avrei comprato subito la casciotta, naturalmente, naturalmente, e sicuramente poi ci sono anche altre, come va a cercare altre bancherelle dove si vendono vestiti. Sì, certo, dopo si guarda tutto, si esplora un poco tutto, e sinceramente quando passo esploro anche la gente, si vede il cambiamento della faccia della gente, proprio la voglia di stare a contatto che ci sta mancando. Allora dovremmo avere anche una telefonata, se non sbaglio, però datemi feedback anche su questo. Buongiorno. Sono io? Sì. Buongiorno dottor Bernardo. Buongiorno. Saluto gli ospiti in studio, sono Claudio Visentini. Prego. Non essendo presente il consigliere Moretti, chiedo a lei, gentile giornalista, un suo personale pensiero e anche agli ospiti. Da questa benemerita rubrica Sveglia Trieste non passa giorno che le persone allarmate parlano di sanità, denuncino le lunghe liste di attesa per fare un esame, di insufficienza di personale medico o di infermieri OSS, e oggi con argomento, leggo più il piccolo, che non verranno rinnovati i contratti di 100 interinali in forza alla SUGI. Mi arrendo, credo siamo alla frutta, credo che l'assessore della sanità debba ascoltare il segretario Fabio Potosini e si debba fare delle domande e dare a noi delle risposte. Auspico che la Regione ci ripensi e dia agli interinali contratti a tempo indeterminato.
In attesa, paziente e fiducioso, saluto e buon lavoro. Grazie Claudio, io mi astengo dai commenti, non è mio ruolo, però se voi volete dare un giudizio sulla sanità regionale e anche le difficoltà a livello di contratti e di personale che oggi abbiamo letto sul piccolo, insomma, diteci pure due parole, poi ci ricollegheremo con Gianluca, fra poco avremo anche la pubblicità. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del telespettatore. Allora, io direi che sono d'accordo, anche perché il Covid ci ha messo di fronte a una situazione di emergenza al quale eravamo ovviamente fortemente impreparati. Si è cercato di fare del proprio meglio, ogni struttura veramente ci ha messo il massimo di quanto potesse. Adesso stiamo tornando fortunatamente a regime e io personalmente da cittadino credo sia il momento, più che di sguarnire le strutture, forse di rimpolparle, di metterci maggiore personale, perché è il momento di recuperare, soprattutto secondo me sulla fase della prevenzione anche, perché inevitabilmente un periodo di pandemia così prolungato ha portato ad affrontare quella che è stata la situazione emergenziale e quindi si è fermata tutta un po' la parte prevenzione inevitabilmente, che è il momento secondo me di riprendere in mano, facendo anche poi una campagna, voglio dire, secondo me abbastanza intensiva, proprio per sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione, che ci portano ad essere cittadini sani il più possibile, alleggerirebbe di conseguenza tutta quella che è l'attività delle strutture sanitarie, dei ricoveri, del pronto soccorso. Quindi francamente credo che la sanità, che è un punto molto importante nella vita di ogni cittadino, meriti la massima attenzione, i massimi finanziamenti e le corrette dotazioni di organico e di macchinari adeguati. Quindi a livello impiantistico. Esattamente, a livello impiantistico. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Dopo Tiziano e Adriana magari ci daranno la loro versione, poi ritorneremo anche con Gianluca Paladin. Breve pausa, tra poco. A proposito di sanità. Bene, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Dopo la pausa pubblicitaria siamo ancora in compagnia dei nostri ospiti che fanno parte del pubblico del mercoledì di Tele4 e con Gianluca Paladin, collegato da Borgo San Sergio, che ci ha fatto vedere poco fa quelli che sono i preparativi del mercatino proprio rionale che ha già aperto, si sta organizzando per questa giornata. L'afflusso di gente ancora era un po' timido, ma si spera poi, come dicevano anche gli stessi esercenti, che attorno alle 9 ci sia un'inerzia differente. Se Gianluca è collegato torno da lui, altrimenti prendo ancora un attimo di tempo per alcuni commenti qui da studio. Tiziano, oltre alla questione della socialità, del mercato, del contatto fra le persone, su cui torneremo tra poco, anche parlando dell'università della terza età e degli aspetti culturali che la contraddistinguono, ma la telefonata di prima ci ha invece spostato sull'ambito sanitario ed aveva già dato una sua opinione circa quello che sarebbe importante poter sviluppare e dove investire, soprattutto in prevenzione, per fare un riassunto. Lei è d'accordo su questa versione? Sì, senz'altro sono d'accordo sulla prevenzione, perché la prevenzione anche aiuta a non intasare le strutture sanitarie, così perché se una persona è sana non ha tanto bisogno di dover andare in pronto soccorso, di dover utilizzare i distretti sanitari. E dopo che avremo un rappresentante della giunta regionale, potremo chiedere anche a lui quali sono le previsioni di attuazione, di investimento della giunta regionale, insomma come prevede di incentivare la spesa sanitaria, nel senso di poter utilizzare l'infrastruttura, cioè di poter investire sull'aspetto sanitario, la salute. Anche perché la salute vuol dire avere una società molto più
tranquilla, cordiale, cioè nel senso che se uno sta bene anche con gli altri, insomma. Sì, ecco. sì, assolutamente sì. E invece la signora Adriana cosa mi dice? Io credo che la salute e la sanità sia un assessorato molto pesante, Sì, quello senza dubbio. sicuramente pesante, sicuramente molto difficile. Dall'esterno noi leggiamo sempre disavventure, pronti soccorsi pieni e tutto il resto, però all'interno bisogna vedere effettivamente, come dicevano i miei colleghi qui, che cosa si va a investire, sappiamo che mancano i medici, però torno a ripetere, non credo che sia un assessorato facile, credo che nonostante tutte quello che si possa fare, il problema sanità rimanga a lungo un discorso molto complicato. La priorità senza dubbio anche La di questi priorità è di un 5 discorso anni. molto complicato. Molto complicato da affrontare. Perché lo è a livello nazionale, lo è specialmente in una città come la nostra, dove siamo persone particolarmente fragili, data l'età, mancano medici da tutte le parti. In una città dove si va dal medico perché ce n'è molto più bisogno, sicuramente lo si sente di più. Andiamo di nuovo da Gianluca Paladin, vedo che i preparativi sono già cominciati, che già ci sono i primi acquirenti, pomodori, ortaggi, c'è un po' di tutto. Buongiorno a te di nuovo Gianluca. Sì, esatto, guarda che bei prodotti Bernardo, ci sono i meloni, le mele, le banane, le noci pesche, le fragole, insomma tutti i prodotti che adesso magari vorrei anche chiedere a chi è esperto del settore, come vedete frutta e verdura fresca. Signora, buongiorno, cosa sta acquistando? Pomodori, zucchine, cetrioli, patate care a 2,50 €. Poca roba, insomma, ma cosa la devi preparare? Patate care. Oggi pasta con la salsa. Vabbè dai, insomma, che tipo di pasta con la salsa? Salsa pomodoro? Spaghetti, salsa di pomodoro, spaghetti e poi Ma la fa lei la salsa? Signore, chiedo a lei quali sono i prodotti consigliati, i prodotti di stagione in questo momento? Adesso abbiamo tutta questa frutta qua, ciliegie, fragole, albicocche, abbiamo cominciato con tutta sta roba di stagione, tutte queste verdure fresche qua, che hai tegoline, le zucchine col fiore, piselli, erbette rosse, patate, cicoriette. Adesso hai un po' di tutto, ecco, diciamo la roba invernale lasciamo stare, ormai adesso è finita, ma hai tutta la roba di primavera che hai tutto quello che vuoi. Ma c'è qualcosa che manca invece? Per il momento devo dire che si trova un po' di tutto, i prezzi sono un po' più cari perché purtroppo c'è poca produzione, però si trova un po' di tutto, ecco, non è che manca un articolo in particolare. La lascio lavorare. Da dove viene lei? Io vengo da Campolongo al Torre. Vabbè, da quanti anni qui a Borgo San Sergio viene per il mercato? Allora che anni? Dal 90, no che 90, 85, 84, quei anni lì. Sì, era ancora mio papà, sì. Sì. Auguri, buon lavoro. Grazie ragazzi. Grazie a lei, buongiorno. Gianluca? Vediamo di sentire anche la signora, Bernardo, signora. Sì, vai. Che prodotti la Ciolo oggi? Oggi ho le erbette, i frutti in generale, radicchio, pomodoro, qualche cetriolo e poi vedremo. Allora, consiglio una ricetta che possiamo fare anche noi, semplice però. Un piatto. 2 pomodorini, 2 acciughe e spaghetti e basta. Aglio e olio e via. Un po' d'aglio e un po' d'olio. Beh, insomma, mi è già venuta fame. Certo, a quest'ora, dopo la colazione è da digiuno. Esatto, grazie signora. Bernardo, non so se hai degli spunti anche tu, volevi chiedere qualcosa, avevi delle osservazioni particolari. Stavamo dicendo da studio, bei colori, bel banchetto. Posso dire di più, signora Edda, che lo condividevo con lei? Quasi sento il profumo di quei prodotti, il profumo dei pomodori, il profumo delle fragole, della verdura, dello stesso melone che vediamo adesso. Fa bene. E i limoni, Bernardo, che tu ci fai i cocktail, no? Che prepari i cocktail. No, io faccio il limoncello, che non è un cocktail, attenzione. Non meschiamo le mere con le pere, visto che siamo in argomento. Il limoncello è un'altra cosa. Comunque. Perché poi te se butti sulla birra in realtà. Quindi, lasciamo stare. Quello è un altro discorso che non tocchiamo in questo momento, perché non vedo birrifici, perché sennò sarei io là al posto tuo. Edda, cosa comprerebbe lei se fosse là adesso?
Tutto. Guardare questo banchetto è una gioia veramente per gli occhi, mette allegria e la sensazione veramente che si prova è cultura del territorio, sì. Voglia di stare insieme. Sentivo la signora e la sua ricetta, torno un po' al discorso di prima, ecco, questa possibilità anche di buongiorno, come stai, cosa cucini oggi, che cosa mi consigli, bello perché si tramandano proprio le tradizioni e secondo me questa è anche cultura, voglio dire. Il banchetto è bellissimo, sì. E faccio veramente i miei complimenti al di là dei prezzi che purtroppo tocchiamo con mano ogni giorno, però si sta già bene solo a guardarlo. Cultura della corretta alimentazione. E mi ha fatto un po' sorridere, seppur ma il sorriso è amaro, per la signora che elencava, la prima signora intervistata da Gianluca in questo banchetto, che elencava le cose da comprare, ha detto patate care, lo ha detto subito, care, cioè non è che ha aspettato un attimo, le patate che sono un po' care, patate care, secco, Tiziano. Sì, ha bruciato subito. Sì, c'è la nota, no, l'accento non è mancato. Le patate che una volta erano proprio la base, sono proprio il cibo per i poveri proprio, no? Così, e che adesso proprio la prima cosa care. Infatti. Dovesse fare una Macedonia, che frutto metterebbe dentro per primo? Ma fragole, adesso visto che siamo in stagione, poi anche mirtilli, poi kiwi. Magari italiani se possibile. No. Adriana, domando anche a lei, che ricetta le verrebbe in mente a guardare questi prodotti? Premesso che sono una pessima cuoca. Vabbè, nessuna perfetta. Però la frutta mi piace molto. La prima cosa che comprerei sarebbero le ciliegie. Le ciliegie, che poi adesso sono che sono adesso. Sono proprio adesso. Che sono adesso, io me le vedo già negli alberi da raccogliere, quindi sicuramente le ciliegie, anche le fragole, ma in modo particolare le ciliegie. Bene. Gianluca, sei ancora lì con noi? Bernardo, sì, ti sento. Cosa hai comprato tu? Niente. Cosa comprerai dopo? Allora, Niente. Non ho comprato ancora nulla, ma dopo aver mostrato questo bellissimo banco di frutta e di verdura, voglio vedere un altro banco di frutta e di verdura. O meglio, ci sono anche altri prodotti qua, no? Ci sono i succhi di frutta, ci sono le uova, per esempio. Chiedo alla gentile signorina, buongiorno. Oh, che bella merce che c'è. Oggi siamo in diretta con la trasmissione. Cosa ci propone oggi? Cosa c'è di più fresco? Noi siamo un'azienda agricola del Veneto, la frutticola, e abbiamo frutta e verdura di stagione. In questo caso adesso iniziano albicocche, pesche, ciliegie, le tanto amate ciliegie, e poi quello che è la verdura di stagione, quindi iniziano finalmente zucchine di stagione, peperoni, melanzane, cetrioli, tutto quello che comincia a essere estate. Come va col mercato in questo momento qui a Borgo San Sergio, ma anche un po' in generale tra vendite? I mercati piacciono, i mercati è sicuramente un punto importante di tutte le città, che bisogna che sicuramente i comuni si rendano conto che è importante che crescano, per non dire che restino, ecco, perché questo è scontato. E niente, funziona tutto bene quando si dà un prodotto che alla gente piace, quindi fresco, quindi vario, e come appunto frutta e verdura piuttosto che fiori, abbigliamento. Sono belli i mercati dove uno può trovare tutto. Alle volte dico un centro commerciale a cielo aperto dove la gente può anche incontrarsi e quindi stare insieme. Il prodotto che va per la maggiore, secondo lei? Ma per fortuna come stagioni cambia, quindi è molto vario, e sicuramente in questo momento è la ciliegia perché ha una brevissima stagione. Per quanto riguarda la verdura anche lì dipende dai gusti, c'è un po' di tutto e per fortuna ecco, c'è la varietà. La ringrazio e buon lavoro. Grazie, Grazie, arrivederci. Bernardo, ti piacciono le ciliegie? Non so se vuoi chiedere anche ai tuoi ospiti. Mentre riflettete su questa domanda, io vado dal signore che vende cos'è? Olio? Buongiorno signore, come sta? Vino? Vino. Potrei anche abbandonare la trasmissione in questo momento. Come vanno le vendite? Tanto diceva di me. Qui a Borgo San Sergio un po' a rilento, perché è un mercatino
che andava tanto una volta, adesso sta calando un po', perché c'è un ricambio generazionale. Vero. Proprio, no? E tanti clienti che venivano purtroppo sono mancati e adesso sta ricambiando, arrivano anche i giovani, diciamo quelli che vengono a abitare nuovamente a Trieste, e c'è un momentino di stanca, diciamo, del mercato. Da dove viene questo vino? Da Cividale del Friuli. Bene. Lì lo sapete fare bene, insomma. Sì. Io sono veneto, un po' vi capisco. Ecco. Però anche i triestini, il vino piace, poi qui ovviamente a Trieste c'è questo mercato che garantisce l'opportunità di trovare prodotti quindi freschi, no? Sì, freschi e diciamo prodotti regionali, ecco, sì. Quindi insomma oggi lei è qua, però gira anche per altre zone. Sì, martedì e sabato sono in piazza Sant'Antonio, il vecchio mercatino di Ponte Rosso, sì, e domani invece sono a Muggia. Quindi, come si chiama? Nardini. Nardini, sì, okay. Sì, come la grappa? Come la grappa, sì, solo che quelli sono di Bassano, noi siamo di Cividale. Non me ne vogliono, ma sono molto informato su queste Nardini. cose. Quando si parla di grappa e di vino ho una certa cultura. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro. Bernardo, ti lascio con questa immagine del mercato coperto. È il prosecco. Il prosecco in realtà da quando sono a Trieste io l'ho un po' abbandonato, mi sono convertito al vino fermo. Mamma mia, se lo dici a casa da trevigiano, però nello spritz il prosecco ancora ci sta. Ti bandiscono, ti lasciano nel terrario. Signora, cosa compra oggi? Niente, intanto guardo, sì. Come le sembra il mercato di Borgo San Sergio? È un bel mercato? Un bel mercato, grazie. Quindi insomma ogni mercoledì lei viene qua? No, ogni tanto, quando posso. Poi adesso che è estate, insomma va anche bene, dai, si prende un po' d'aria. Certo. Grazie signore, arrivederci. Grazie, arrivederci. Bernardo, ti anticipo subito che, ma lo sai già, noi fra poco ci sposteremo in quel di Valmaura, ci aspetta il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Corrado Tremol, perché faremo un giro di segnalazioni anche con lui, mentre vi stiamo mostrando invece un altro banco di vendita qui al mercato di abbigliamento, di vestiti. Come potete vedere appunto ci sono gli esercenti che stanno lavorando, la signora che sceglierà cosa comprare. Cosa compra, signora? Buongiorno. Per i nipoti. I nipotini, sì. Quanti anni? 4 e 8. Oh, ma che coccoli, anche mica ho nipoti con età simile. Sì, sì. Suo figlio, no, immagino? Sì. Sì. È sempre una gioia per... Faccio il giro ogni mercoledì. Scarpine, pantaloni, magliette, queste cose qua? Sì. Signora, buona mattinata. Anche a lei altrettanto. Grazie, arrivederci. Sì, Bernardo, ti stavo dicendo tutt'altro, poi ho visto la gentile signora e mi sono completamente perso. Che andate a Valmaura con Corrado Tremol. Ti stavo dicendo che ci sposteremo... Esatto, ci spostiamo fra poco in via Valmaura con Corrado Tremol, quindi a questo punto Bernardo io ti ricederei la linea con queste immagini, ma fra poco appunto stacchiamo per avere il tempo di spostarci e farvi vedere anche un'altra zona della città, via Valmaura, una zona particolare perché lì per esempio ci hanno segnalato molto spesso che a ridosso delle case Ater ad esempio c'è quel famoso abbandono di oggetti ingombranti, carrelli, materassi eccetera, magari faremo un salto anche là, ma perché no? Visto che c'è il consigliere che ci accompagnerà, chiederemo anche a lui se ha raccolto segnalazioni. In attesa di rivederci dopo, Bernardo, ti ringrazio e ti ricedo la linea. Voi siete nonni? No. Lei signora no. Che regali fa ai nipoti? Quando deve fare il regalino a un nipote, cosa le compra? Allora l'età adesso è uno di 6 anni e uno di 11. Okay. Quello di 11 adesso possiamo anche andare a pensare di comprargli vestiario molto alto, molto grande, quindi oramai non compro più io, ma andiamo insieme a comprare vestiario. Quello di 6 anni è ancora giochi, sicuramente ancora molti giochi. Sono anche molto bravi, specialmente il più grande, a robe da mangiare, ma soprattutto giochi per i più piccoli. Il più grande oramai è già un mezzo uomo. Sì. Noi i mercati molto spesso li vediamo anche a titolo di evento, il mercato di San Nicolò, il mercatino, e lì ci sono anche tanti dolciumi. Voi siete mangiatori di dolciumi, signora Adriana? Disgraziatamente sì. Lo dice con una vena di rammarico, sì. In qualche modo. Io potrei svegliarmi al mattino, mangiare colazione, pranzo e cena con dolciumi. Ma quali?
Tutti? Tutti. Dalla torta alla brioche? Dalla brioche alla mattina, alla torta, okay. Passando dal gelato, a tutto quello che vuole. Perfetto. Tutti quelli che fanno benissimo. Come si dice in inglese, all around, tutto quanto. Bene. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Prego. Sì, i mercatini fanno sempre allegria, ecco, insomma, almeno a me, per quello poco che riesco a frequentarli. Sì. No, io volevo semplicemente collegarmi a quello che avete parlato della sanità. Volevo fare una riflessione, visto che le cose sono state errate, sbagliate, a me non interessa né destra né sinistra, cioè a questo punto no, a me interessa il mio poter e il nostro poter di tutti quanti di poterci curare. Questo è una cosa che a me frulla nella testa, perché da quello che sto vedendo non si potrà più, anche perché il governo non ha stanziato niente, non fa niente. A me non interessa se uno ha fatto degli errori prima. Io penso che bisogna essere talmente intelligenti di finire di dire quello ha fatto questo, quello ha fatto questo. Si può dire io adesso faccio questo per il bene, tanto si parla del popolo, di patria, di tutte queste cose ultimamente. Allora a questo punto facciamo qualcosa per questo popolume, visto che sembra talmente poco importante comunque. Perché le parole sono importanti, cioè le parole pesano, ragazzi, pesano l'etnia, pesa tutte queste, sono cose offensive, anche il famoso pizzo ultimamente, cioè di che cosa stiamo parlando? Io non posso nascondere neanche 10 centesimi e poi di che cosa parliamo? E poi la sanità è una cosa importante. Sì. Io penso che la regione deve intervenire, ha i soldi, tutti dicono che i soldi ci sono, perché non lo fanno? Cioè i ragazzi che lavorano in ospedale, io conosco direttamente, d'accordo? Sono persone stanche, sono persone che non ne possono più e non sono minimamente gratificati. Di che cosa stiamo parlando? Fino a quando dureranno queste personcine a lavorare in questo modo? Ma stiamo scherzando? Ma allora che vada il signor Riccardi anche a lavorare un po' in ospedale, che dice? O tutti quanti loro, è molto facile parlare avendo una poltrona. Però bisogna anche saper fare quel lavoro, essere umani. No, ultimamente non so, si prende un coltello, si fa, cioè parliamo di educazione, di cultura, ma dove stanno tutte queste cose, ragazzi? E non è dopo la pandemia questo, sono anni che stiamo andando avanti senza cultura, senza niente. Ecco, io penso che si dovrebbe fare qualcosa, ma non so se qualcosa lo faranno. Io mi preoccupo per questo e anche mi vergogno. Buona giornata. Grazie signora, grazie. Edda, lei parlava anche di cultura prima, poi adesso apriamo anche un capitolo sull'università della terza età. La cultura vuol dire saper declinare il proprio ragionamento su ciò che serve, non su ciò che è, diciamo, magari il singolo crede senza andarlo poi a trasmettere alla collettività, perché la mia idea può essere interessante come no, ma deve avere un senso pratico poi. Certo, allora mi riallaccio un attimino alla telefonata della signora. Allora, al di là di quello che dicevo prima, cioè che tutte le deleghe, voglio dire, nell'ambito degli enti che ci governano hanno, secondo me, diritto di pari dignità, ecco, sicuramente la sanità forse è quella che ha il peso veramente più impegnativo. Allora, per fare tutto quello che servirebbe è evidente che servirebbero dei finanziamenti che probabilmente sono impossibili da avere a disposizione. Fare tesoro di quanto può essere successo e guardare avanti, voglio dire, con fiducia anche da parte dei cittadini, secondo me è comunque importante, perché credo non si debba dimenticare che chi ha gestito la sanità in un periodo così complesso che non ha precedenti ha dovuto gestire veramente una cosa che bisognava improvvisare, cercare di fare il meglio, e per fortuna, voglio dire, la collaborazione anche con la protezione civile, in capo comunque all'assessore Riccardi, quindi questo ha sicuramente facilitato la gestione congiunta di vari aspetti, voglio dire, che hanno consentito di affrontare, secondo me, al meglio delle possibilità una situazione veramente difficile. Al di là di questo, torno un attimino sulla sanità. Io credo, voglio dire, che anche le proposte da parte dei cittadini a quella che è la parte che ci gestisce, voglio dire, siano comunque
una cosa forse da poter seguire con maggiore attenzione. Ad esempio, ascoltando anche la signora, mi è venuto in mente, così come proposta da cittadino, che forse la Regione potrebbe ad esempio pensare, anche con l'aiuto delle strutture, delle televisioni, dei mezzi di comunicazione, a fare una campagna ad esempio informativa peculiare, attenta, indirizzata al cittadino comune, che consenta al cittadino comune ad esempio di affrontare, in base a una maggiore conoscenza, una maggiore cultura, situazioni che potrebbero consentirci di intervenire direttamente laddove ci possa succedere qualcosa di piccolo e gestibile direttamente, sapendo cosa fare. Cado, mi taglio, a chi mi rivolgo, ho un malore, chiamo, cosa faccio, dove vado, cosa faccio, e c'è qualcosa che posso fare da solo senza appesantire. Questo fa parte del pacchetto prevenzione. Esattamente, perché una magari, prevenzione comunicativa. Esattamente, perché magari io non sono in grado di valutare se ho veramente bisogno in quel momento di rivolgermi a una struttura, voglio dire, sanitaria, o me la posso cavare da solo. E quindi anche una maggiore informazione, perché no, una campagna informativa che arrivi capillarmente ai cittadini, nelle case. Non lo so, è una proposta che mi è venuta così strada facendo, ascoltando. Tiziano, cosa ne pensa? Sì, allora, premesso che se fosse facile risolvere il problema sanitario sarebbe già risolto. Non so, a me è venuto in mente per esempio per fare delle strutture intermedie tra il medico di base e l'ospedale, perché appunto perché si sente quasi ogni giorno che i pronto soccorso sono intasati, ci sono ore e ore che le persone devono aspettare, i medici e tutto il personale infermieristico diventano matti a stare dietro a questo po' di lavoro, no? Ecco, questo qua, cioè, come era una volta, insomma, che mi sembra che una volta era quando c'erano delle strutture intermedie c'era meno intasamento negli ospedali. Ecco, questa è un'idea che ritornare un attimino, cioè a fare delle strutture intermedie, perché mi sembra che in alcune regioni dove c'era appunto nel periodo del Covid sono riusciti anche ad affrontare abbastanza agevolmente, insomma, ecco, senza intasare completamente gli ospedali, il pronto soccorso, gli ospedali. Volevo aprire un breve capitolo sull'Università della Terza Età prima della pubblicità, dove dopo avremo anche ospite l'assessore regionale alla cultura e allo sport Mario Anzil. Adriana, lei che diciamo, bilancio trae fino a questo momento della sua esperienza con l'Università della Terza Età? Ma io la trovo un'esperienza bellissima e la trovo soprattutto molto interessante. Il punto dell'Università della Terza Età è sicuramente cultura, però è un centro di aggregazione. Noi serviamo in modo particolare per l'incontro della gente. Tutto quello che l'Università della Terza Età fa, oltre che dare sicuramente delle corsi, ma lo fa in modo particolare perché la gente stia insieme, perché questo è sicuramente il compito più grosso che ha l'Università della Terza Età, e direi che lo fa piuttosto bene, quello di aggregare, di far sì che la gente non sia da sola, di avere un punto di riferimento. Le persone si trovano sole, la mattina si incontrano all'università, c'è chi fa un corso di cucito, c'è chi fa pittura, c'è Lei chi... cosa fa? Non mi chieda così, io sono anni che cerco di fare inglese, che mi entra a sinistra e mi esce a destra. Lo faccio entrare a destra così non esce a sinistra. Sì, guarda, è la stessa roba. Per di più faccio un aiuto in segreteria, quindi vedo in modo particolare le persone, ma è questo il compito, credo, che abbia l'Università Terza Età. D'altra parte pensi che è all'Università della Terza Età che dobbiamo la prosenitute, quindi l'Università della Terza Età si è sempre interessata di persone, di stare insieme, di assistenza alle persone di una certa età, e poi noi non siamo neanche di una certa età perché siamo diversamente giovani, quindi stiamo benissimo, quindi credo che sia
il fulcro dell'università della terza età sia di fare stare insieme di nuovo tutte le persone, oltre che la cultura di tutto, perché certo. Ci troviamo, le dico, da corsi di burracco, corsi di cuscito, inglese, russo, cinese, conferenze di cultura qualsiasi tipo, da cose serie a che cosa si pensa su Trieste, quindi un po' di tutto. Credo che però il compito principale sia quello dell'aggregazione. Quindi non continuiamo la trasmissione in inglese, no? Continuiamo in italiano? No, in italiano, ma devo dire che, ecco, un'altra cosa che devo dire che l'inglese entra e esce da me, ma è anche il fatto che io dopo faccio inglese lì, poi lo lascio là. Si fanno delle gite. Sì. Io vengo dall'Irlanda, abbiamo fatto un viaggio culturale, tutti quelli che fanno inglese, in Irlanda, naturalmente parlando italiano. Dove? A Dublino? A Dublino, sì. Ti è piaciuta Dublino? L'ho trovata una città, intanto ci sono un sacco di italiani, molto importante, molto potente. Aulica. Sì, una città quasi più importante di Londra, secondo me. Sta diventando quasi più importante di Londra, sì. Dichiarazione importante. Allora, dobbiamo andare in pubblicità in questo momento, sono le 9, quindi dopo Edda, se ha voglia, piacere di fare un commento proprio sulla scia di quanto ha detto Adriana, avremo tempo. Ci vediamo tra poco. Bene, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia dell'assessore regionale con deleghe ad cultura e sport, nonché il vice governatore della giunta regionale, Mario Anzil. Ben trovato assessore e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Buongiorno dunque assessore, abbiamo parlato prima proprio con il nostro pubblico oggi presente in studio degli aspetti della cultura e dello sport, anche perché talvolta, anzi forse troppe volte, deleghe come cultura e sport sono considerate secondarie da un punto di vista diciamo di riflettore e da un punto di vista di priorità. Di priorità perché? Perché le sfide di questi giorni, di questi anni ci hanno messo in primo piano la salute, lo abbiamo detto prima anche con voi, le infrastrutture, la sicurezza, però non è assolutamente secondario parlare di cultura e di sport, perché come si diceva prima con la signora Edda, tutto è cultura, cioè anche nella sanità, se non hai una cultura del saper ben lavorare fai male il tuo lavoro, e quindi quella che è una priorità, la salute, la cura delle persone, se non c'è passione, se non c'è anche studio, se non c'è dietro un approfondimento, viene fatta male, quindi diventa controproducente. Io vorrei lasciare lo spazio proprio al nostro pubblico per fare le domande all'assessore Anzil. Prego Edda. Intanto benvenuto al nuovo assessore e auguri di buon lavoro. Sarà un grandissimo impegno, una delega impegnativa e una delega importantissima per il territorio. Allora, io volevo riallacciarmi un attimo al discorso che ha fatto la signora, l'amica qui presente, per porre proprio una domanda all'assessore. Prego. Noi siamo tutti e tre volontari dell'Università della Terza Età di Trieste. Personalmente, quando sono andata in pensione, io volevo fare il volontario da grande e questo ho fatto. Allora ho deciso di dedicarmi all'Università della Terza Età, che si occupa in modo particolare di invecchiamento attivo della popolazione attraverso la cultura proprio. È una struttura che che offre un panorama vastissimo proprio di attività culturali finalizzate a mantenere veramente viva la curiosità. Gli anziani lì non sono anziani, sono propositivi proprio perché continuano ad imparare. Io ho sempre pensato che quella struttura, da quando la frequento me ne sono accorta e ci sono entrata un po' scettica, pensavo fossero i vecchietti, non lo sono, è una tappa della vita, non è l'ultima tappa della vita, e questo mi ha insegnato veramente quanto è importante puntare sulla cultura a tutte le età. Chiedo a lei, assessore, l'amministrazione regionale, il programma dell'amministrazione regionale
per mantenere viva la curiosità di tutte le fasce della popolazione, cioè veramente dai bambini alle persone della terza età, attraverso le manifestazioni, attraverso attività che siano inclusive e che siano proprio finalizzate a consentire alle persone di stare insieme attraverso la cultura e attraverso lo sport, e perché no, insieme. Secondo me vanno davvero a braccetto. Assessore, prego. Beh sì, ci sono diversi spunti di riflessione. Inizierei, e me ne ringrazio per l'occasione, per tessere un elogio dell'Università della Terza Età, che come correttamente è stato osservato consente a tantissime persone, anche non troppo avanti con gli anni, comunque di assistere alla più variegata delle offerte culturali, perché i corsi spaziano in modo tale da poter soddisfare le esigenze, che sono naturalmente diverse, perché siamo persone diverse con gusti e sensibilità e interessi differenti, e l'Università della Terza Età in effetti offre decine di migliaia di ore di attività culturali pressoché gratuitamente a tutte le persone che desiderino frequentarla, e tra l'altro offre anche una grande opportunità di socializzazione. Nascono anche delle amicizie, delle relazioni, delle opportunità di trovarsi al di là delle lezioni dopo, magari a fare le cene di classe. Insomma, veramente questa è l'occasione per tributare questo riconoscimento all'Università della Terza Età, che magari poteva apparire come di minore importanza, ma per le ragioni che ho cercato in poco tempo di semplificare assolutamente non lo è. Quindi complimenti all'Università della Terza Età, e sulla base di questa considerazione certo la Regione Friuli Venezia Giulia deve perseguire una programmazione culturale e anche sportiva e di socializzazione che offra a tutte le età, a tutte le sensibilità una risposta, anche perché la cultura ha diverse anime. La cultura è in effetti non un mero approfondimento di nozioni, ma una rielaborazione personale delle nozioni che ciascuno acquisisce documentandosi, studiando o semplicemente vivendo delle esperienze. E questa rielaborazione personale fa sì che poi appunto la sensibilità sia differente, e tutte le sensibilità credo vadano rispettate, e quindi la cultura è pluralista e chi la rappresenta deve cercare di venire incontro a sensibilità anche differenti rispetto alla propria, perché probabilmente è frutto di elaborazioni o di storie differenti. Poi dico anche che questa opportunità già c'è, noi cercheremo magari di migliorarla, di renderla più pluralista, ma c'è, perché per fortuna la nostra regione è ricchissima di tantissime realtà associative come quella dell'Università della Terza Età, dove decine di migliaia di volontari si impegnano per consentire di realizzare eventi culturali anche di pregio che offrono alla comunità in cui vivono, e noi dobbiamo cercare di valorizzare questi volontari, anzi anche di dargli il riconoscimento per quello che fanno. Insomma, io sto cercando, come dire, la prima cosa che secondo me un amministratore deve fare è conoscere la realtà che vuole amministrare, anzi c'è ancora una cosa che deve fare prima, cioè voler bene alla propria terra, perché se uno non ama il luogo in cui vive difficilmente potrà amministrarlo in maniera efficace. Quindi prima deve voler bene, poi però non basta, deve anche conoscere la realtà. Quindi all'inizio io osservo, giro, cerco di ascoltare più che parlare, di guardare, di capire com'è questa realtà del nostro territorio, e per poi poter avere degli elementi per fare una elaborazione e per capire se la mia visione del futuro è coerente con quella che è l'aspettativa della nostra realtà, perché per avere una visione che va al di là del tempo e che possa essere efficace, cioè per amministrare bene, uno deve voler bene al proprio territorio, conoscerlo,
ma poi deve anche confrontarsi e capire se la propria visione è compatibile anche attraverso appunto la discussione, il dibattito, il confronto, anche come oggi qui parliamo di cultura. E quindi insomma il primo periodo io mi cerco di ambientare, però ho già notato come c'è una vivacità culturale in questa regione e anche sportiva che insomma mi fa ben sperare per il futuro. Mi inserisco io con una domanda, Assessore. Al netto diciamo del voler bene e dell'ascolto, come diceva lei, questa è una sua prima fase proprio in cui sta ascoltando il territorio, immagino che lei però è partito già con delle idee. Quali possono essere, poi magari modificabili nel contesto, ma quali sono le sue idee di sviluppo della cultura e dello sport per questa regione sulla base di ciò che è stato già fatto? Beh, allora anche qui ritorno a quanto lei aveva detto all'inizio. Purtroppo è vero che la cultura è percepita, e anche lo sport, come una materia tra i vari referati, tra le meno importanti, e viceversa questo non è vero, perché la cultura, come avete già osservato, ha una opportunità enorme, e anche perché la cultura è anche, come abbiamo detto, una rielaborazione, quindi una conoscenza, e conoscendo le altre materie si ha la possibilità di elaborare dei giudizi che siano più pertinenti e corretti, e quindi chi si nutre di cultura probabilmente è in grado di dare delle risposte più corrette in qualsiasi campo della propria vita. Cioè uno sarà più bravo anche a fare l'artigiano, il commerciante, l'operaio, l'imprenditore, il dipendente, se ha alle spalle elaborato un'abitudine appunto a immagazzinare informazioni e esperienze e poi a rielaborarle, no? E poi anche dall'analisi della storia si può anche fare una previsione sul futuro che è molto importante. Questa premessa serve per dire che la cultura deve essere posta al centro delle attività di questa regione, ed è importante, e questa è una prima visione, è importante proprio far capire le cose che ci stiamo dicendo, cioè far capire che non è da sottovalutare la cultura, ma che può servire a dare delle risposte migliori in qualsiasi settore, quindi bisogna che la regione la ponga al centro. Noi abbiamo adesso delle grandi opportunità nei mesi che sono a venire, dobbiamo saperle cogliere. Per esempio sappiamo che Gorizia nel 25 sarà la capitale europea della cultura, e questo sì avrà dei risvolti evidentemente per la città di Gorizia, Gorizia che ha un'opportunità storica assolutamente importante che può proiettarla nei prossimi decenni, però questo ha delle ricadute per tutta la nostra regione, perché gli eventi culturali, le presenze turistiche saranno molto importanti e non vanno sottovalutate, e che avranno l'epicentro certamente nel capoluogo dell'Isontino, e tuttavia si riverberanno anche qui a Trieste, anche in Friuli, insomma in tutta la regione, e questo deve farci, questo strumento che abbiamo a disposizione probabilmente ci consentirà di raggiungere l'obiettivo che abbiamo detto, che è quello di far capire che la cultura deve essere la più importante paradossalmente tra le sensibilità che ciascuno di noi deve possedere. Lo mostreremo con i fatti, dimostrando che tra l'altro può avere anche delle ricadute di tipo economico importanti, perché alla fine forse è sottovalutata, perché si pensa che con la cultura non si mangia, si pensa che prima come primum vivere deinde filosofari, cioè prima è importante badare alle cose concrete, dopo se hai tempo e risorse libere puoi anche dedicarti a quella che magari viene immaginata come uno svago culturale. Invece non è così, la cultura può consentirci anche di ricevere delle risorse, ed è quello che la regione sta facendo, cioè sta cercando di distribuire delle risorse a tutte quelle associazioni meritevoli che hanno dei progetti culturali elevati, che possono permettere insomma che la nostra regione sia un modello per l'Italia e direi anche per l'Europa. Dobbiamo andare in pubblicità, 9:17 minuti, breve interruzione, ci rivediamo tra poco.
Ben ritrovati con Sveglia Trieste. Dopo la pubblicità adesso andiamo da Gianluca Paladin, che si è spostato, come ci aveva anticipato, nel rione di Valmaura. Noi in studio, oltre agli ospiti del pubblico, abbiamo l'assessore regionale alla cultura e allo sport, nonché vice governatore Mario Anzil, a cui faremo alcune altre domande tra qualche istante. Gianluca, di nuovo a te la linea, buongiorno, ti vedo in compagnia del consigliere comunale di Fratelli Grazie Bernardo. d'Italia, Allora, Tremul. buongiorno di nuovo a te e ai tuoi ospiti. Siamo in compagnia dell'assessore Corrado Tremul, del consigliere Corrado Tremul. Assessore non mi farà mai, assessore non mi farà mai. Assessore in studio, mi pare. In studio abbiamo un assessore regionale. Allora, sì, Corrado sì. Tremul, Fratelli d'Italia, ben trovato innanzitutto. Grazie, saluto i telespettatori, al buon fluidificante, all'assessore che è in studio, non vedo il collegamento e siamo qui come sempre sul pezzo, usiamo questo termine. Siamo in via Valmaura, abbiamo già un gentile cittadino che ci ha detto perché non sistemare alcuni marciapiedi, dato che ci sono disconnessioni e sporcizie, abbiamo detto, e anche odori molesti, giusto? Di tutto di più, cacca di cane, piscio di cane, la gente non raccoglie la popò dei cani, lasciano tutto, i cani senza guinzaglio che girano su e giù, aprono il portone, piccolo, vai a fare, e lo aspettano. Pazzesco, pazzesco, non ho parole, fa schifo i marciapiedi, di sporcizia, fa schifo i marciapiedi perché sono tutti disconnessi. È un pericolo, qua a Valmaura, un pericolo brutto. Ci sono due ciechi che abitano vicino a casa mia, devono fare, li accompagno io per fare slalom tra le feci del cane. Insomma, le deiezioni canine e le disconnessioni dei marciapiedi sono un problema. Esatto, ci sono degli avvalamenti sui marciapiedi che si formano delle pozze di piscio del cane. Speriamo non ci sia gente che fa colazione. Non ho raccogliamo. Io non ho contro i cani, perché sono benissimo, voglio bene io le bestie. La cultura del sopravvivere civile. I baroni, dai. I padroni devono occuparsi di queste cose. Porca miseria. Cominciare a pagare le multe. Ecco, e giustamente da 3.000 euro in su, da 3.000 euro in su, così rimangono in mente quanto che devono pagare. No 100 euro, perché 100 euro fanno così e buttano via la multa. Dai 3.000 euro in su bisogna parlare. E ancora questo è decente, questa parte qua, destra è decente, parte sinistra. Allora io la ringrazio, noi raccogliamo la segnalazione. C'è gente che si è passata questa estate, turisti che andavano a vedere la risiera, italiani pig, c'erano pieno di piscio, di merda. Insomma, un po' che sporcizia. Grazie signore e una buona giornata. Noi ovviamente tanta. Noi ovviamente raccogliamo la segnalazione. Ora guarda Bernardo come il consigliere Tremul è diventato praticamente un catalizzatore di gente, cioè Tremul arriva in una zona e non bisogna neanche cercarle le persone, arrivano loro a spiegare le loro problematiche, che adesso vediamo se è parte vogliono di un condividere, percorso, non è che nasce dal caso, condividere con noi. Dicevo, è parte di un percorso, certo, perché chi lavora nella circoscrizione, chi poi si impegna nei rioni, è ovvio che ha a che fare con le persone che vedono in questo caso la figura politica o comunque del consigliere eletto come la figura a cui rivolgersi per inoltrare poi le richieste. Quello del cittadino della strada è una, noi declinavamo anche in aspetto culturale. In quella zona di Valmaura c'è sì la risiera che è monumento nazionale, ma è anche la cultura del vivere civile, cioè la cultura del raccogliere le deiezioni, del non andare a danneggiare i beni pubblici, insomma cultura vuol dire tanto, lo dicevamo prima, non soltanto ciò che può riguardare la mostra, ciò che può riguardare l'evento, ma fa parte essenziale è il punto di partenza di tutte le attività. Dove c'è cultura si riesce a sviluppare un ambito positivo che abbia una sua efficienza, quindi proficuo, e che poi faccia anche star bene le persone. In compagnia di Tremul immagino che avete altro anche come diciamo, raccolta di segnalazioni, ma vedo che i cittadini qui non hanno perso tempo nell'incalzarlo su questo. Gianluca, che poi torniamo qui da studio anche chiedendo ai nostri ospiti.
E infatti, signora, chiedo anche a lei, giustamente avete visto il consigliere comunale, quindi insomma è l'occasione anche per fare delle segnalazioni. Lei abita qui in via Valmaura? In zona, sì. Ci sono particolari criticità che lei evidenzia oppure consigli che vorrebbe dare all'amministrazione? Eventualmente la mia collega, io no, io sono tranquilla, io vivo benissimo, non ho problemi. Allora, provo a chiedere alla sua collega, vediamo se riesco... Da incomodo mi inserisco. Buongiorno signora, lei giustamente sta approfittando della presenza del consigliere Tremul per chiedere cosa? Io abito in via Valmaura 75, problemi, sì. Ah, ok, quindi condominiate? Sì. E abbandono di oggetti ingombranti, queste cose qui, oppure? Cioè, è più un discorso di, tra virgolette, rapporti con persone, si parla là molto della zona Valmaura anche delle macchine che sono state portate via ma ne rimangono alcune, e il discorso Valmaura è molto, molto lungo, anche sulle pulsantiere che avevo fatto la segnalazione, poi sono state riparate, poi c'erano le cassette della posta, poi c'è anche un po' di sporcizia e poi ci sono qualche soggetto che insomma crea qualche problema, usiamo il termine, ma stiamo dietro. Adesso ho raccolto la segnalazione della signora qui presente e come dico sempre mi frizzo. E allora signora deve ancora chiedere qualcosa a... Allora Bernardo, noi lasciamo che giustamente ci sia questo meeting, perché do la parola intanto lasciamo le immagini pubblico, se voi volete commentare, approfittando della presenza anche dell'assessore regionale Edda. Ovviamente anche questa è cultura. Volevo chiedere all'assessore Anzil, la nostra regione, che è una piccola regione, in realtà secondo me è un aspetto positivo nella futura gestione, nelle possibilità che lei avrà, perché è una regione tanto diversa ma con delle particolarità che la rendono veramente bella dal punto di vista proprio culturale. Chiedevo, state pensando come amministrazione regionale, potrebbe essere una proposta, di valorizzare ulteriormente, voglio dire, le particolarità delle varie zone del Friuli Venezia Giulia? Mi viene in mente ad esempio, non so, la Casa della Contadinanza per parlare della zona del Friuli, invece che il Museo del Lavoro a Trieste, oppure di fare delle attività congiunte tra i vari settori, le varie aree diciamo della regione, per valorizzare la rete di quelli che possono essere, non lo so, i musei che caratterizzano le varie aree della regione, invece che la rete dei cinema, invece che la rete dei teatri. Io ho visto ad esempio a Trieste sono state fatte delle manifestazioni particolari dal punto di vista delle mostre che hanno riscosso grandissimo successo nel Salone degli Incanti, però mi piacerebbe da cittadina di questa città vedere a Trieste ad esempio tornare la grande manifestazione sui libri. Io amo molto leggere e credo sia una cosa che le persone dovrebbero tornare ad intensificare, perché ci consentono veramente di crescere. Ogni volta che si legge un libro secondo me è un valore aggiunto e ci sentiamo tutti più grandi. Mi piacciono molto ad esempio le manifestazioni di Pordenone legge certo, invece che è storia, e su Trieste manca un momentino secondo me il ritorno di questa possibilità in capo alle persone che vivono qui. Ecco, fare un pochino rete per portare le nostre particolarità, che sono dei gioielli veramente di ogni singolo angolo di questa bellissima regione, anche nelle altre parti della regione, in modo che possiamo conoscerci e portare il nostro sapere ed imparare quello che gli altri ci possono insegnare per diventare più grandi tutti. Assessore, prego. Mi conforta sentire queste parole, perché in effetti è proprio quello che noi immaginavamo di fare, e cioè di creare una serie di costellazioni, mi piace chiamarle così, che sono poi proprio una rete di relazioni tra offerte che hanno delle affinità. Parlava di rete di musei piuttosto che di anche rete di realtà sociali, come possono essere quelle che si occupano della disabilità, che operano in contesti suggestivi magari di campagna e che
approfittano della presenza dei ragazzi per formarli anche nelle attività artistiche piuttosto che dell'artigianato, e che messe in rete insieme a un territorio straordinario come quello della nostra regione possono contribuire a offrire una proposta che è culturale di livello, ma nel contempo anche con enormi ricadute turistiche. Io credo infatti che la cultura sia strettamente correlata anche alla ricaduta turistica, ritornando al discorso della sostenibilità economica che avevamo fatto all'inizio. Accanto però a questa costellazione di offerte accomunate da qualche elemento che appunto permette di seguire dei percorsi che possono essere virtuali, ma anche proprio dei percorsi fisici, reali, cioè il percorso dei musei della contadinanza piuttosto che il percorso delle realtà sociali, piuttosto che il percorso archeologico. Ognuno poi, in base alla propria sensibilità, può seguire la strada che ritiene. Accanto a queste però... scientifiche, ad esempio, vengono in mente. Certo. Microfono. Anche con le strutture scientifiche eventualmente farete, perché abbiamo veramente delle eccellenze che hanno sede in questa regione, che sono veramente fiori all'occhiello. Per esempio, ad esempio, ci sono siti archeologici, ci sono insomma una serie di offerte che possono essere messe in rete, creando più di una costellazione, diciamo. Delle offerte diverse. Tiziano, se ha delle domande per l'assessore, poi fra un po' dovrà lasciarci perché ha consigli. Certo, oggi. no, io voglio dire che allora appunto innanzitutto che il suo assessorato è importantissimo, no, diciamo non piccolino, ma è molto molto importante. E anche e soprattutto voglio chiedere, adesso che nel 25 Gorizia, assieme a Nova Gorizia, otterrà un importante diciamo, status come città della cultura, che infatti ci aiuterà anche appunto ad avere il dettato europeo diciamo, della fratellanza fra i popoli, di questa caduta dei confini finalmente, che così ritorniamo, non è più il confine sulla cortina di ferro, ma possiamo interloquire e lavorare assieme in una zona che è talmente diciamo, bella, che incentivare dal punto di vista culturale, anche con il fatto appunto si parlava della manifestazione di Estoria, in questo modo qua cioè, si sviluppa l'aspetto culturale della regione e dei fatti che possono interessare anche la popolazione di questa regione. Sì, è vero, c'era una volta in cui la nostra regione era, e lo è stata per decenni, semisconosciuta lassù a nord-est, il presidio del confine orientale. Adesso invece siamo un piccolo compendio dell'universo che pulsa nel cuore dell'Europa e peraltro si affaccia sul mare, quindi sul mondo, e questo ci consente una serie di opportunità, di relazioni straordinarie. Dobbiamo saperci aprire, dobbiamo sapere intessere delle relazioni di amicizia innanzitutto, ma poi anche relazioni culturali, sociali, anche economiche con i popoli che stanno vicino a noi, in particolare con quelle a Oriente con cui ai tempi della cortina di ferro era più difficile dialogare, e questa è una grande opportunità, e Gorizia nel 25 sarà lo strumento che ci consentirà di raggiungere questi obiettivi che sono strategici per quello che abbiamo detto prima, i temi della cultura. Signora Adriana, se anche lei ha qualche domanda. Sì, ho sentito molto parlare di cultura, ma lei si occupa di sport. Che cosa ci racconta sullo sport, visto che secondo me è altrettanto importante lo sport, esattamente, se non come la cultura, ma è sicuramente molto importante sia per i giovani che, come diceva noi la signora, per un po' meno giovani. Brava, mi ha rubato la domanda. Certo, mi ha rubato la domanda, fate bene però, così lo sport è certamente agonismo, ma non è solo quello, è anche socialità ed è anche cultura, la cultura sportiva della prevenzione, che consente di evitare poi di spendere dei soldi per curare le persone, quindi anche qui, anche se non c'è un ritorno economico diretto immediatamente quantificabile, pur tuttavia
è chiara l'importanza anche ai fini della salute delle pratiche sportive. E anche qui la nostra regione è fortunata di migliaia di associazioni dove tantissimi volontari consentono a ragazzi e meno giovani di praticare le più variegate tra le attività sportive. Anche lo sport, secondo me, è strettamente collegato, oltre che con la cultura, anche al turismo, e anche lo sport è occasione di dialogo. A me piacerebbe peraltro in futuro fare in modo che questa regione, già in parte lo è, ma potenziare questa vocazione allo sport inclusivo e quindi specializzare. Abbiamo delle strutture straordinarie e comunque ne possiamo realizzare altre, perché anche i disabili, anche chi pratica gli sport paraolimpici, insomma anche chi ha delle caratteristiche fisiche o psichiche differenti rispetto agli atleti tradizionali, possa trovare in questa regione una palestra dove appunto confrontarsi nello sport, che è socializzazione e anche divertimento. E insomma noi viviamo un periodo breve. Seneca ricordava a Lucilio nelle sue lettere che la cosa più importante di cui disponiamo è il tempo, e cerchiamo questo tempo di trascorrerlo in maniera più piacevole possibile. Quindi la cultura, lo sport, oltre a tutti i benefici che abbiamo elencato, permette anche di passare del tempo in maniera lieta, forse anche felice. Bene, noi dobbiamo andare in pubblicità e salutiamo e ringraziamo l'assessore Anzil per essere stato con noi questa mattina, in questa mattinata dove abbiamo mescolato l'aspetto culturale anche declinato poi su quello che è la società e poi lo sport, come diceva, anche con finalità nobili, quello dell'inclusività. L'abbiamo visto anche come un atleta triestino di tennis tavolo, Matteo Parenzan, che ha appena vinto ed è uno degli atleti paralimpici sul tetto del mondo per quelli che sono i suoi risultati, ma anche l'esempio che dà, porta questo nobile messaggio grazie anche al suo punto di partenza, quello del tennis tavolo a Trieste, in giro per il mondo. Quindi anche ambasciatori di questo tipo fanno bene al movimento. Grazie assessore. Grazie a voi. Pubblicità, tra poco. Dunque, parte finale di Sveglia Trieste in compagnia del nostro pubblico. Abbiamo ascoltato l'assessore Mario Anzil, assessore alla cultura e allo sport e vicegovernatore della regione. Bello il messaggio finale, quello sulla volontà di rendere Friuli Venezia Giulia una regione che sia inclusiva dal punto di vista sportivo e magari anche punto di riferimento per gli atleti che hanno disabilità, che possono essere le più diverse, da quelle fisiche a quelle psichiche, da quelle visibili a quelle non visibili, e che possa rappresentare un modello di sviluppo inclusivo laddove ancora oggi, sebbene tanti sforzi si stiano facendo e va riconosciuto a chi si sta impegnando in tal senso, però soffre di un divario con quello che è lo sport, diciamo, per normodotati, che probabilmente rimarrà sempre, perché sono diverse le caratteristiche e anche diversa l'attenzione. Però ecco, assottigliare questo divario, o meglio, non porre l'accento che uno è uno sport di livello e che l'altro è uno sport di secondo piano, ma quello è uno sport di un tipo e quello è uno sport di un altro tipo, quindi non metterli in contrapposizione o in una posizione di, diciamo, di diverso lignaggio, bensì semplicemente di diversa natura, perché io a basket posso giocare in carrozzina come posso giocare con le mie gambe. È diverso, forse ha meno appeal per il grande pubblico, ma è allo stesso tempo ha la sua dignità. Questa era una piccola premessa per chiudere l'intervento dell'assessore. Ora torno da voi, ma vedo Gianluca Paladin pronto di nuovo con il consigliere Tremul, che ha raccolto tutta una serie di input da parte dei cittadini. Gianluca. Sì, esatto, consigliere Tremul, tanti input da parte dei cittadini, diceva adesso Bernardo da studio, e con una battuta prima abbiamo detto un catalizzatore, Corrado Tremul, che quando passa per le vie di Trieste raccoglie comunque segnalazioni. Sì, io come dico sempre faccio un po' frizzo, sono a contatto con la gente, sono sempre
disponibile, e dopo chiaramente certe cose si riescono a portare in porto, altre no. Qui il signore che era prima, che avete intervistato, ha parlato di marciapiedi, là dietro c'è un pezzo di marciapiede qua che era una vecchia mozione mia, ancora quando ero in circoscrizione, è stato fatto. Dall'altra parte della strada, scendendo attorno alla circoscrizione nuova, sono stati fatti. C'è ancora un pezzo giù sinceramente, poi è stata fatta la rotonda, via Miani, altra vecchia, insomma c'è. Poi come sempre tiro le orecchie, ascolto e se possibile la segnalazione come l'abbiamo ricevuta prima, che eravate qui anche voi, del discorso della potatura attorno agli alberi, che è possibile anche vedere. Adesso farò la segnalazione. D'altronde per me è questo quello che deve fare comunque un politico in generale, ma anche ad alti livelli, cercare di ascoltare e aiutare, promettere di darsi da fare, promettere che sia fatto, quello lo lascio agli altri. Quindi stare vicino al cittadino. Ma questa è la funzione, questo è soprattutto nei sociali, io lo ripeto sempre. Adesso casomai qui ci sono anche altre persone che possono dire, così io sento, vedo, perché giro, sono andato anche a Officina, giro e poi quello che si riesce a fare anche giù a Valmaura, sicuramente farò la segnalazione, mi è stata indicata prima, però quello è un discorso ATER. Io spero che qualcosa cambi anche là a breve, perché c'è bisogno, i cittadini ti chiedono questo, che sia... C'è Bernardo che mi sta chiedendo forse una cosa per Corrado, dimmi Bernardo. No, volevo riferirti che la signora Edda ha notato come Corrado Tremul si vede che provenga dalla circoscrizione, vero Edda? Saluto, io ho sempre definito Corrado Tremul l'uomo della strada, perché già quando era in circoscrizione, e approfitto per fare un plauso proprio al lavoro di tutte le circoscrizioni che rappresentano veramente il punto d'unione tra le esigenze dei cittadini e le amministrazioni, che poi sono chiamate ad attuare o ad intervenire, voglio dire. Ecco, si vede allora che... raccolgo la segnalazione della signora Edda da studio, perché effettivamente stava dicendo che la saluto, tra l'altro stava dicendo che Corrado si vede che proviene dalle circoscrizioni, si vede che è persona della strada, abituata anche a stare vicino al cittadino. Troppo buona signora, saluto appunto come ho detto prima i telespettatori e anche le persone in studio. Secondo me qualsiasi persona che vuole intraprendere un determinato tipo di discorso deve fare una serie di passaggi, perché è come il zacchete nel cantiere, vai là, fai il zacchete, passa un po' di tempo, magari diventi operaio, poi avrai specializzato. E le circoscrizioni, obiettivamente, io l'ho sempre detto, anzi avevo fatto una mozione tempo addietro per potenziare, perché sono l'interfaccia, i primi sul territorio. Io credo che chi non ha fatto questo percorso diventa un po' deficitario, poi se uno è bravo prima o dopo viene fuori, però io sono per fare le ciacole, non fa frittole, come dico sempre. Allora c'è un meeting in corso, Corrado Tremul, vado un attimo a sentire. Allora, cosa succede qua? C'è un meeting in corso, signori. Buongiorno. No. Parliamo della Stiamo raccogliendo segnalazioni a Valmaura, la ne dica qualcosa. Di che cosa? Cosa funziona qua in via Valmaura? Ma pare che funzioni tutto. Ah, buon, dai. Mancherebbe qualcosa, ma comunque va bene tutto. Ma i marciapiedi, le deiezioni canine? Il sindaco bisogna che guardi un po', venire qui a guardare. Là c'è un albero che è stato tagliato anni fa. Dovevano tirare su, non ho fatto niente, faremo, sono passati anni. No, Guardi, c'è qui il consigliere Tremul, il consigliere comunale. Piacere, molto lieto. Piacere mio. Ecco qua, quindi può rivolgere a lui le segnalazioni che già però abbiamo fatto, quindi marciapiedi e deiezioni canine. I marciapiedi qui se li guardi è tutto da rifare, tutto da rimodernare, ma sono anni e anni che sono qua. Io sono 30 anni che sono qua, vengo da Milano, ma marciapiedi un disastro, anche quando piove, che c'è l'acqua e che non riesce ad andare nelle robe. Caritoie che ho fatto all'epoca era stata fatta qua, una mozione qua sopra,
sull'incrocio grande veniva giù acqua e quella è stata fatta. Pulizia Caritoie, come dico sempre, serve assolutamente. Bisogna fare proprio pulizia, ma veramente pulizia, perché Certo. anche gli alberi qua ogni tanto vengono a fare la potatura, ma quest'anno non ho visto nessuno fare la potatura. Faccio una segnalazione adesso perché me l'hanno detta più di qualche residente, finisco qui e faccio la segnalazione su marciapiedi, come ho detto prima, il pezzo in giù perché qua Malovene è stato sistemato un po', là c'era un buco che candevano le persone, quella mozione vecchia mia, ma giù c'è ancora da fare. Entro fine mandato spero di ottenere più cose possibili e poi vedremo. Speriamo anche noi qua di avere, soprattutto per voi. Ha fatto qui ai giardini il recinto per i cani, ma non si può neanche andare dentro perché è chiuso. Era aperto adesso, no? Ma io che ho il cane, che vado. Allora io la ringrazio perché così abbiamo fatto le segnalazioni in diretta con il consigliere, anzi scusi se l'ho disturbata, ma è stata un'occasione. No, noi siamo sempre qua. Va bene. Tutti pensionati siamo qua. Io la ringrazio, buona giornata. Grazie, buongiorno. Gianluca, quindi hai visto Bernardo in diretta? Se puoi, sì, dimmi Bernardo. Se puoi, lascia un attimo la cuffia a Corrado, così la signora Edda gli fa una domanda e non devi fare per forza da ponte, che abbiamo sempre questo piccolo ritardo. Sì. Se ti è possibile. Allora mi sposto da questa parte. Allora, Corrado, mettiti questa cuffietta così la signora Edda farà, no, mettila sul lato sinistro così, perfetto, così farà una domanda direttamente al consigliere. Prego. Edda, prego. Buongiorno Tremol. Buongiorno signor Corrado, mi sente? Sì, buongiorno, la sento. Buongiorno. Intanto complimenti ancora per essere l'uomo del fare, si vede che è partito dalle circoscrizioni perché lei ha questa peculiarità che il cittadino comune ha bisogno di ritrovare, ossia l'incontro diretto e l'ascolto sul territorio proprio. Allora, volevo segnalarle, vedo che lei è una assolutamente sì. Vedo che lei è una persona che ama muoversi un po' per tutta la città. Io da quando sono in pensione ho imparato a conoscere la città un po' di più, perché finché si lavora purtroppo certe cose non si possono né godere né fruire né vedere le carenze e poter forse suggerire. Volevo così dirle, ma è una cosa che probabilmente già saprà, che ovviamente ci sono diverse zone della città che avrebbero bisogno di interventi per quanto riguarda il ripristino della sicurezza sui marciapiedi e anche sulla sede viaria, perché è un problema ovviamente per chi si muove anche con lo scooter e con altri mezzi. Sì. E con altri mezzi. Io ho notato, sì, la sento. Ecco, sì. Ad esempio io ho notato una cosa che mi ha colpito in modo particolare, ad esempio in piazza Ponte Rosso. Piazza Ponte Rosso. Ecco, c'era una comitiva di turisti che quindi tra l'attenzione a quello che spiegava la guida e l'attenzione alla facciata della chiesa di Sant'Antonio, che erano invitati a guardare in quel momento, guardavano dappertutto meno che dove camminavano ovviamente, ma inevitabilmente. Ad esempio c'è un avvallamento importante in piazza Ponte Rosso davanti all'ingresso di Caddis, più o meno diciamo, ma molto importante, che se una persona veramente non guarda da un'altra parte rischia di farsi veramente male, perché è veramente una voragine più che un avvallamento. Quindi ecco, io volevo un momentino segnalare questa situazione in modo particolare e ad esempio non so, la zona di Baiamonti, dove io mi sono ritrovata, una zona che non conoscevo francamente prima, a camminare in tempi più recenti, e ci sono dei marciapiedi sconnessi, ci sono anche delle perdite d'acqua che da monte alta, diciamo, che in determinate condizioni atmosferiche possono essere pericolose proprio per la pubblica incolumità, perché rendono il pavimento scivoloso laddove ad esempio sul viale insistano delle piante, diciamo, e quindi ci sono delle foglie in terra. Volevo un attimo segnalare queste due situazioni in modo particolare, ma immagino che un po' tutti i rioni abbiano delle criticità. È evidente che il Comune fa quello che può. Allora Corrado, rispondiamo alle segnalazioni della signora Edda, che poi siamo anche agli sgoccioli, manca davvero poco. Prego. Allora, guardi, facciamo così signora, il buon fluidificante in studio ha il mio numero di telefono, lo faccio dare,
così anche ci aggiorniamo, perché mi sono mosso anche in Baiamonti per un'altra problematica assieme al consigliere circoscrizionale Denis Conte, Gabriele Cinquepalmi e Claudio Giacomelli, e questo di Ponterosso, sono sincero, non sapevo. Così ci sentiamo e veniamo un attimo come con gli altri colleghi sia delle circoscrizioni nostre e anche dei consiglieri comunali, vediamo un attimo di coprire un po' tutto. La ringrazio per la segnalazione, signora. Un attimo ancora. Insomma, abbiamo risposto in diretta. Un attimo ancora. Ecco, ovviamente mi appello comunque al buon senso e al senso civico anche dei cittadini, che è necessario che comunque collaborino con i vari enti e le varie istituzioni, perché è evidente che ad esempio l'ottimo lavoro che fa la Cegas per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti, anche quelli ingombranti che cittadini poco civili magari lasciano dove non dovrebbe, è evidente che ognuno di noi deve fare la sua parte, e quindi un ottimo risultato secondo me lo raggiungiamo se tutti facciamo la nostra parte, ognuno per la parte di propria competenza. Ecco. Grazie, signora Ledda. Assolutamente sì, se mi permetti solo al volo, stesso discorso vale per le azioni canine, dove il cane povero, se c'è il padrone che se ne occupa per la pulizia, tante segnalazioni non giungerebbero a Tele4. Bravo, perché il cane fa il cane. Esatto. E quant'altro. Esatto. E allora io ne approfitto a questo punto per liberare Corrado Tremul e per ringraziarlo, consigliere comunale Fratelli d'Italia, e così vi facciamo anche rispondere in questi ultimi minuti magari alle ultime considerazioni che avete ascoltato. Grazie Corrado Tremul. No, grazie a voi come sempre, saluto tutti, un abbraccio e vi auguro una buona giornata, a disposizione. Grazie Bernardo, grazie ai tuoi ospiti ovviamente, e una buona mattinata a tutti. Grazie. Grazie da Valmaura. Tiziano. Sì, volevo dire che anche questa è cultura, no? Proprio con questa partecipazione diretta sul territorio, in cui si può parlare con il cittadino della strada che direttamente spiega la problematica che c'è. È proprio questa qua, è proprio questa, diciamo, queste strutture intermedie, come parlavamo prima nella sanità, sono queste strutture intermedie che permettono il dialogo con diciamo, le istituzioni. Vero. Signora Adriana, prima il signore interpellato, quando gli è stato chiesto cosa da segnalare, no, va tutto bene, poi quando gli si è dato un attimo in là ha cominciato ad aprire tipo il vaso, no? Meno male che andava tutto bene, perché se andava male la cosa, non so che cosa doveva succedere lì a Valmaura. Ci si riconduce molto spesso a situazioni, quando si parla di questioni rionali, a situazioni urbanistiche, diciamo così. Sì, ma anche perché questo è sicuramente molto importante, ma ci togliamo di mezzo problemi più importanti. Abbiamo parlato di salute prima, forse le buche non ci fanno pensare alla salute, o non ci fanno pensare ad altri tipi di problemi. Diverse priorità però, diverse no? Il cittadino priorità vede la buca sotto casa e che quello è il suo problema, per lui è il problema. No, che sono importanti, voglio dire, assolutamente, perché il casco mi rompo la caviglia, quindi sono importantissimi, però si va da problemi così a problemi molto più grandi, quindi è importante sicuramente che ci sia qualcuno che le stia a sentire e cerchi di risolverle. Rispetto a quanto abbiamo sentito dall'assessore Anzil, quindi su cultura e sport, nelle idee della Giunta, sebbene in una fase, in questo momento ancora, diciamo, di ascolto e di preparazione del lavoro, cosa ne pensa? Io avrei chiesto che cosa di concreto stanno pensando di fare, in effetti, perché è stato un bellissimo discorso, molto teorico, e a me sarebbe piaciuto pensare nel 2025 state già pensando che cosa si può fare, che cosa pensate di fare a Gorizia per le manifestazioni. Quali manifestazioni? Forse è troppo presto, non ce l'hanno ancora in mente, e forse l'assessore, come diceva prima, ha bisogno prima di vedere che cosa è stato fatto, che cosa può fare per
attuare il suo programma, Certo. probabilmente. Tiziano, cosa voleva aggiungere? Sì, no, io volevo aggiungere anche che così con la cultura c'è anche a livello comunale, regionale, c'è l'associazionismo, aiutare le associazioni. Non so, per esempio mi viene in mente, non so, una casa delle associazioni, che so che tanti anni fa era stata prevista, era stata pensata, ma in realtà mi sembra che non sia, almeno qui a Trieste, non sia mai stata fatta. Cioè, da questo punto di vista è più facile nei piccoli paesi, dove l'associazionismo, diciamo, riesce a trovare una sua collocazione, che non in una città come Trieste, insomma, perché tante associazioni che sono piccole anche, però aiutano il territorio, cioè aiutano appunto questa cultura dell'appartenenza, del poter stare assieme, del poter condividere alcuni interessi, cioè dall'interesse che abbiamo all'Università della Terza Età, per dire, alla, non so, per dire un'associazione ornitologica che alleva canarini, ecco, per fare proprio passare da un palo all'altro. Ecco, questo chiederei, diciamo, al Comune se cosa ne pensa, insomma, se c'è una possibilità, qualcosa, insomma, al Comune e alla Regione, insomma, all'ente preposto, insomma, di poter creare questo tipo di contenitore. Edda, così chiudiamo. Allora, si trova soddisfatta delle risposte dell'assessore? Sì. Allora, l'assessore ovviamente deve un pochino prendere le misure, è un assessore appunto recentissimamente insediato, ecco, mi auguro, voglio dire, che possa in tempi stretti prendere atto di quanto è stato fatto, di quanto di bello può essere stato fatto in passato e di attuare il più velocemente possibile quelli che sono i programmi che l'amministrazione regionale si è data e si darà, proprio finalizzati al benessere del territorio regionale, dei suoi cittadini, affinché le persone possano stare bene insieme e possano diventare grandi a tutte le età e valorizzare le singole peculiarità del territorio, fare rete, intensificare per quanto possibile per portare la cultura anche laddove la cultura oggi fa fatica ad arrivare. Penso alle zone di montagna, alle persone che vorrebbero fare l'università e non riescono a sostenerne i costi perché magari abitano lontano, alle persone che sono in difficoltà perché possono aver perso il lavoro. Quindi deve essere la scuola, la cultura, le manifestazioni ad arrivare laddove il cittadino non può scegliere. Così il cittadino anche vede che c'è un'attenzione non soltanto a centralizzare nelle grandi città, ma anche a distribuire ciò che di buono viene fatto, anche perché tutti i cittadini dalla montagna al mare, passando per le città, hanno gli stessi diritti di fruire di questi servizi, e hanno pari dignità. Certo. Chiudiamo, veramente pochi secondi. No, anche perché la montagna appunto si sta svuotando, no? dai cittadini, perché appunto per avere i servizi devono scendere in città. Esatto. Ecco. Noi chiudiamo qui questa mattinata, ringrazio la signora Adriana, ringrazio il signor Tiziano, la signora Edda e Gianluca Paladin che è stato in collegamento esterno. Grazie a tutti, da Sveglia Trieste, arrivederci.